Martedì 7 marzo, buongiorno, ben ritrovati con la nostra prima edizione. Anche oggi insieme con tante notizie e tanti aggiornamenti. Vi dico subito che tra pochi istanti ci collegheremo con Palazzo Balbi a Venezia perché è previsto il punto stampa del presidente Zaia. Sarà presente insieme a lui anche l'associazione Road to Equality assieme ad un gruppo di cicliste afghane e sempre nel corso dell'appuntamento sarà presentato un progetto innovativo nell'ambito della comunicazione digitale e della promozione del territorio che valorizzerà le eccellenze del Veneto con il coinvolgimento di giovani creators emergenti attivi sui social e nel web. Dunque tra pochissimo andremo a Venezia, a Palazzo Balbi, ma in primo piano subito la cronaca con una tragedia avvenuta questa mattina a Soave nel Veronese. Un uomo è morto dopo essere finito sotto il suo trattore. L'incidente è avvenuto per esattezza in località Cavecchia. Il trattore si è ribaltato e l'agricoltore è rimasto schiacciato sotto il mezzo, riportando traumi fatali. Quando sul posto insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco sono arrivati anche i sanitari del SUEM, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. È la seconda vittima sul lavoro in agricoltura nel Veronese in pochissimi giorni, perché appena lo scorso 1° marzo era accaduto un incidente simile a Bosco Chiesa Nuova. E domani sarà lutto cittadino ad Anguillara Veneta per i funerali di Valerio Buoso e Domenico Zorzino, ma l'intero paese da venerdì è chiuso nel dolore per la perdita dei suoi 2 concittadini finiti nelle acque del Gorzone. A mezzogiorno domani 1 minuto di silenzio ad Anguillara Veneta nel giorno del lutto cittadino. L'intero paese si fermerà per osservare 1 minuto di silenzio per ricordare Valerio Buoso e Domenico Zorzino. Ieri sera intanto la comunità di Anguillara si è ritrovata in chiesa per una veglia di preghiera. Questo braccio nel quale sono stati ritrovati è un segno anche non solo per le famiglie ma per tutta la nostra comunità, per noi che tante volte siamo divisi e siamo arrabbiati, eppure siamo tutti qui su questa terra per collaborare insieme, per essere uniti, per volerci bene e dimostrare questo affetto anche con questi gesti che i nostri fratelli che adesso sono in paradiso ci hanno insegnato. Domani mattina alle 10:30 si svolgeranno i funerali del pensionato morto venerdì nelle acque del Gorzone insieme al poliziotto che ha cercato di salvarlo. Sempre domani alle 11:30 il feretro di Domenico Zorzino lascerà l'ospedale di Schiavonia e sarà scortato dal corteo di motociclisti della polizia stradale fino ad Anguillara nella palestra comunale di via Olimpiadi, dove sarà allestita la camera ardente vicino ai campi della Junior Anguillara, la squadra che Domenico seguiva con passione e dove giocava suo figlio 17enne. La camera ardente resterà aperta fino a poco prima dell'inizio dei funerali di Stato che inizieranno alle 15:30. Il feretro del poliziotto, nuovamente scortato dalle moto della stradale, arriverà nella chiesa parrocchiale dove ci sarà il picchetto d'armi dei suoi colleghi poliziotti. Le esequie saranno celebrate dal vescovo di Padova, Monsignor Claudio Cipolla. Vicino alla moglie, al figlio e alla famiglia Zorzino ci saranno molte istituzioni, dal capo della Polizia di Stato Lamberto Giannini al governatore del Veneto Luca Zaia, presenti anche le maggiori cariche militari e civili della provincia come il prefetto e il questore di Padova e il sindaco della città Sergio Giordani, ma ci sarà innanzitutto l'abbraccio di un'intera comunità, un abbraccio che ricorda quello in cui si sono stretti per l'ultima volta Domenico e Valerio nel tentativo disperato di salvarsi dalle acque del fiume Gorzone. Torniamo allo schianto mortale di sabato notte nel Trevigiano a Gorgo al Monticano. La procura ha aperto un fascicolo, indagati per omicidio stradali conducenti delle 2 auto, il 19enne alla guida della BMW che si è schiantata contro un platano, il giovane 19enne è ancora grave in ospedale a Treviso, e l'amico a bordo della seconda auto, la Polo, che è stato rintracciato dopo ore dall'incidente. Quest'ultimo potrebbe rischiare anche l'omissione di soccorso. Un sorpasso azzardato ad alta velocità, il contachilometri che si ferma ad oltre 140 km/h. L'impatto è devastante, l'auto, la BMW, si accartoccia sul platano. Eralda Spaillari, 19 anni, e Barbara Brotto, 17, perdono la vita intrappolate in quell'inferno. La Procura di Treviso ha aperto un'inchiesta. Saranno indagati per omicidio stradale i conducenti delle 2 auto.
Un atto pressoché obbligato. Si tratta di Michele Tatani, 19 anni, alla guida della BMW, grave all'ospedale di Treviso, e il coetaneo conducente della Polo rintracciato dopo ore dai carabinieri di Conegliano. Quest'ultimo, ma sarà la magistratura a decidere, rischia anche l'omissione di soccorso. Al vaglio la posizione degli occupanti della stessa macchina. Lungo via Sant'Antonino non ci sono telecamere di sicurezza. Alla base della tragedia forse una bravata, un sorpasso, poi quell'istante in cui le due auto si toccano, la BMW si schianta. Tutto il resto è da ricostruire. Certo che la Polo non rimane nel luogo del sinistro. I ragazzi chiamano il 118, poi si allontanano, forse tornano a casa. Ora gli investigatori stanno cercando altri testimoni oculari. Verrà inoltre disposta una consulenza tecnica per ricostruire la dinamica del sinistro, per verificare l'eventuale nesso di causalità tra il contatto tra le due vetture e l'uscita di strada della BMW, spiega Marco Martani, capo della Procura di Treviso. Non solo, sono stati effettuati gli accertamenti di rito sui due conducenti, alcol test e assunzioni di sostanze stupefacenti, tenendo conto che il 19enne alla guida della Polo è stato rintracciato e sottoposto ai test dopo diverse ore dalla tragedia. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica di Treviso, Gabriella Cama. Stabili le condizioni di Michele, ricoverato all'ospedale di Treviso. La situazione è stabile, pensiamo che possa andare anche in miglioramento. È chiaro che aspettiamo qualche giorno per essere più certi di questo. Daniel, l'altro giovanissimo a bordo della BMW, ha invece subito un intervento chirurgico all'Angelo di Mestre. Anche le sue condizioni, seppur gravi, sarebbero in leggero miglioramento. Sui social le foto, i sorrisi delle due vittime. Un anno fa Barbara aveva postato su TikTok un video stilizzato in cui chiedeva al fidanzato di andare piano in macchina. Un gioco che oggi suona come la sinistra profezia di un destino troppo crudele. E nelle ultime ore sul luogo della tragedia è stato un via vai di amici delle due giovanissime vittime che hanno lasciato per loro fiori e messaggi. Una distesa di fiori, quasi a voler coprire i segni lasciati dalla BMW che qui sabato notte ha finito la sua corsa. Intorno alcune candele, rose, orchidee per Barbara Brotto ed Eralda Spaillari, le due giovanissime che hanno perso la vita nello schianto. E poi tanti messaggi. Un'amica che tutti vorrebbero, che non si fermava davanti a niente, con tanti sogni da realizzare, si legge in un biglietto. In un altro l'addio delle amiche ad Eralda. Sei sempre stata e sempre rimarrai una persona decisa, determinata, pronta ad aiutare nei momenti più difficili con il tuo carattere forte. Incontriamo due signore, non conoscevano i quattro ragazzi, ma hanno deciso di raggiungere via Sant'Antonino per sistemare i mazzi di fiori e fare una preghiera. I giovani che oggigiorno spesso vanno a finire così, ci fa tanto male. Per Gorgo al Monticano, Oderzo, Ponte di Piave, questi sono giorni di dolore, di silenzio. Quel silenzio che avvolge le famiglie delle due ragazze, ma anche quelle dei loro fidanzati di 18 e 19 anni, di Motta di Livenza e Pravis Domini, rimasti gravemente feriti nello schianto. Nel Pordenonese, il padre del ragazzo alla guida della BMW non ha voglia di parlare, dice solo che pensa al figlio grave in un letto d'ospedale. E poi ci sono i messaggi lasciati dai titolari dei due locali nei quali le ragazze lavoravano. La pizzeria rimarrà chiusa per una grave perdita di una nostra cara collega e amica, recita il cartello appeso oggi all'esterno del ristorante Costa Azzurra di Ponte di Piave, dove Eralda faceva la cameriera. Barbara invece lavorava in una pizzeria di Gorgo al Monticano, ieri chiusa per lutto, come spiegato in un post su Facebook con l'addio alla 17enne. Eri un angelo in terra, ora lo sei in cielo. Prima di questo impiego la giovane di Oderzo aveva svolto tra luglio e settembre 2022 uno stage estivo alla cooperativa sociale I Tigli, dove la ricordano come una ragazza discreta, educata, che aveva eseguito in modo rigoroso le mansioni affidate. In via del Chilo a Negrisia, dove Eralda viveva con i genitori e due fratellini, veniamo accolti da un familiare. Si scusa ma non riesce a parlare, una mano sul cuore. Il dolore è troppo forte, sussurra. Purtroppo, non so se mi capite, ma non sono in grado di dire niente. Questa mattina qui è arrivata per esprimere ai genitori di Eralda la vicinanza di tutta la comunità anche la sindaca Paola Roma, all'uscita visibilmente scossa. Abbiamo dato la massima disponibilità da parte nostra, di tutta l'amministrazione, proprio per quello che sia possibile fare in questi casi e quindi dare il nostro supporto. Qualsiasi cosa, la famiglia doveva sapere che la comunità era vicina e qualsiasi cosa di cui hanno bisogno noi siamo qui a disposizione, perché chiaramente il dolore è molto grande e quello che possiamo fare siamo qua per
poterlo fare. Sicuramente all'inizio con quello che sarà necessario, ma anche poi successivamente, perché chiaramente sono lutti, sono drammi familiari dei quali ovviamente dovremo anche prenderci cura, soprattutto anche del dopo. Delitto Toffanin, arrivano le conferme del pentito della mala del Brenta. Il ragazzo nel 1992 venne ucciso per uno scambio di persona. Le rivelazioni del pentito della mala del Brenta, Stefano Galletto, hanno confermato che l'omicidio di Matteo Toffanin, avvenuto in via Tassoni a Padova, nel quartiere Guizza, nel 1992, è stato un errore. Il ragazzo di 23 anni è stato ucciso per uno scambio di persona. Il vero obiettivo era il pregiudicato Marino Bonaldo. Galletto, che dal 2003, anno del suo ultimo arresto, collabora con gli inquirenti, è stato ascoltato nei giorni scorsi dalla squadra mobile di Padova nell'ambito della nuova inchiesta che vede indagati 2 ex luogotenenti di Felice Maniero, Andrea Battacchi e Sergio Favaretto. Tutti sapevano che alla Guizza c'era stato uno scambio di persona, ma nessuno ne parlava, avrebbe raccontato Galletto ai poliziotti. Sbagliare l'obiettivo di un agguato per un killer è un'onta e quindi nessuno all'interno della mala del Brenta voleva approfondire l'argomento. Tutti cercavano di nascondere i fatti, in particolare proprio i 2 attuali indagati, che, come ha confermato Galletto, nutrivano forti rancori nei riguardi di Marino Bonaldo, il pregiudicato che viveva in via Tassoni e che aveva un'auto identica per modello e colore a quella guidata quella sera dal povero Matteo Toffanin. Galletto, secondo quanto riporta il quotidiano Il Gazzettino, ha poi raccontato agli inquirenti che uno dei 2 indagati, Sergio Favaretto, mentre erano in carcere insieme nel 1997, gli aveva raccontato di avere un alibi per la sera dell'omicidio di Toffanin. Secondo Galletto, Favaretto prima di sparare aveva l'abitudine di togliersi gli occhiali. Prima di continuare con la cronaca, vi ricordo che tra pochissimo andremo a Palazzo Balbi per il punto stampa del presidente Zaia e ancora vi faccio vedere il sondaggio di oggi relativo alla discussione in corso su quella che potrebbe essere la nuova decisione presa dal governo con il ministro della Sanità, ovvero vietare il fumo anche all'aperto. Quello che vi chiediamo è se questo secondo voi è giusto, questo divieto. Se la vostra risposta è sì, numero 0422 16 26691 0422 16 26690. Se la risposta è no, la chiamata è gratuita. L'esito del sondaggio questa sera nel corso di Ring. E continuiamo dunque con la cronaca in attesa di collegarci con Palazzo Balbi, con il punto stampa del presidente Zaia. È morta la signora Mion, conosciuta anche con il nome di Gianna, ma per tutti era Mary. Lo scorso anno le venne riconsegnato il dolce che le era stato rubato dalla finestra di casa, pensate, nell'aprile del 1945. Vediamo il servizio morte Mary Mion per la regia. Si è spenta all'età di 90 anni Mary Mion, la pensionata vicentina di Grumolo, che lo scorso aprile era stata la protagonista della cerimonia del 77° anniversario dell'arrivo delle truppe americane che liberarono Vicenza. Durante l'evento ufficiale, alla presenza delle massime autorità cittadine italiane e statunitensi, a Mary venne consegnata una torta da militari americani. Un gesto di riparazione, una restituzione simbolica per la torta fatta dalla mamma di Mary per il suo 13° compleanno, che venne presa dal davanzale di casa in cui abitava dai soldati statunitensi stremati e affamati. Gli uomini della 80° e 90° divisione di fanteria stavano combattendo in quei giorni in corsi Santi Felice e Fortunato e Piazza Castello per liberare la città. Il ricordo di quei giorni, di quella notte di terrore, rimase impresso nella memoria di Mary adolescente, un ricordo condiviso con la torta restituita e con la sua famiglia. Mary lascia i figli Mario, Gaetano e Roberta, e nipoti e pronipoti. Sentivo tutta la notte canonate e non sapevo che avevo il comando americano a 100 metri. Io ho spiato per la porta di casa e è passato uno in bicicletta vestito, ha visto che avevo paura, avevo 13 anni e ha detto sono americano. E allora mi sono scoppiata a piangere, dopo è stata una gioia per tutti. E un
maxi sequestro di cocaina da parte dei finanzieri della polizia di Verona. Sequestrati 220 kg di sostanza stupefacente e gli agenti hanno anche arrestato un 37enne con l'accusa di traffico di stupefacenti. I Baschi Verdi hanno individuato un mezzo commerciale che procedeva a velocità anomala lungo il tratto veronese dell'autostrada A4 Milano-Venezia. Dal controllo della targa è risultato oggetto di una precedente segnalazione della questura di Genova per un possibile utilizzo per traffico di stupefacenti. Dunque questo maxi sequestro, non so se siamo in grado di andare a Palazzo Balbi, dovrebbe essere iniziata la conferenza stampa del Presidente Zaia, allora rivediamo le immagini della cerimonia funebre dell'ultimo saluto ieri a Bassano del Grappa di Tommaso Fabris, il 17enne ucciso dalla meningite. Non c'è tempo da perdere, è il tempo di vivere. Queste le parole di Don Pietro Savio, parroco di Tezze sul Brenta, che hanno accolto il feretro di Tommaso Fabris, il 17enne stroncato da una meningite fulminante in una gremita CMP Arena di Bassano, dove si è celebrata la cerimonia funebre per dar l'ultimo saluto al giovane campione di basket, studente al liceo scientifico Jacopo da Ponte. Un dolore diffuso, un dolore inspiegabile, inaccettabile, dove però hanno trovato spazio tutta l'energia, la forza, la voglia di vivere che Tommy era riuscito nei suoi 17 anni a trasmettere a tutte le persone che lo hanno conosciuto, che si sono affezionate a lui, anima bella come è stato definito in più occasioni. È saputo essere un giovane, nella sua semplicità e intelligenza, capace di fare del bene, di donarsi. Sulla bara ricoperta di fiori bianchi le magliette delle squadre di basket dove giocava a Bassano e Riese, i fiori arancioni a forma di pallone da pallacanestro, le foto, le scritte. E poi improvvisamente sul palazzetto è calato il silenzio, un silenzio assordante in cui c'era tutto il dolore della perdita. Un silenzio rotto dalle testimonianze di chi ha voluto salutare l'amico, il compagno, il fratello, lo studente, il figlio di una comunità intera. Dire che ci mancherai esprime solo parzialmente l'enorme vuoto che lasciano tutti noi. Mancherà il tuo carattere educato, umile ma consapevole, il tuo sorriso contagioso, i tuoi applausi e incoraggiamenti. Aver incontrato nel cammino della vita la tua anima bella è un dono grande. Tommy, ora ti chiediamo di aiutarci. Aiutaci a sentirti nei nostri cuori attraverso sentimenti belli. Dai compagni di classe un grazie corale per quello che è stato questo splendido 17enne strappato troppo presto alla vita. Grazie per le risate che ci ha regalato, passando le giornate a farti beccare usando il cellulare. Grazie per aver provato a far capire matematica a metà classe dicendo sempre ma è facile, quando in realtà lo era solo per te. Grazie per la tua pronuncia inglese che ha reso tutti noi più sorridenti. Speriamo che lassù ti accolgano e trattino nel migliore dei modi. Ovunque tu sia, continua a sorridere come facevi quando eri qui con noi. Una bellezza, una spontaneità, una bontà che hanno trasformato questa triste giornata di lacrime in un inno alla gioia, quella gioia che tanto amava Tommaso. Sarai un angelo custode che sorveglia tra noi, perché il ruolo da guardia non te lo toglierà mai nessuno. Noi alzeremo lo sguardo e guarderemo il sole. Tu salutaci e aspettaci. E adesso andiamo a Palazzo Balbi per il punto stampa del Presidente Zaia. Primo titolo mondiale di ciclismo. Alessandra Cappellotto è stata la prima ciclista italiana ad avere questo titolo, è stata la prima ciclista italiana a correre per un team straniero, poi è stata sospesa perché loro erano brutti e cattivi e non ammettevano questo, però ha fatto da apripista perché i maschi potevano farlo, le donne no, e grazie a questa sua interperanza, al fatto che ci hai messo anche un po' di grinta, lei ha aperto la strada al fatto che le nostre iscritte alla Federazione Ciclistica Italiana potessero far parte di team stranieri. È stata anche presidente del sindacato femminile CPA, mi sembra si chiami, e quindi ha fatto anche attività sindacale a difesa delle cicliste e delle atlete.
E poi voglio ricordare che lei ha aiutato appunto delle cicliste afghane, adesso ne parlo in particolar modo, si parla di sport, diritti umani, di Amnesty International. Sostanzialmente oggi presentiamo un progetto che fa parte appunto di questo grande progetto Road to Equality, ovvero lei ha portato delle cicliste afghane qui da noi, cercando di dare un'opportunità a delle ragazze che insomma vivevano in un contesto non facile per lo sport ma neanche per la vita. Passerei la parola ad Alessandra. Vediamo però prima della parola un breve video. Mi hanno detto. Grazie. Prima di passare la parola ad Alessandra volevo ricordare il motivo, no? Ognuno di noi celebra come pensa la festa della donna, domani è l'8 marzo e noi abbiamo pensato di farlo così, quindi ti do anche questa responsabilità. Prego. Grazie Presidente, grazie a tutti. Il giorno è proprio giusto perché la storia delle ragazze afghane è iniziata esattamente 2 anni fa. L'8 marzo 2021 ho aiutato la Federazione Ciclistica Afghana ad organizzare una gara femminile, di ciclismo femminile a Kabul. La gara si è svolta in modo regolare, 56 donne che pedalavano a Kabul e però nei mesi successivi iniziò quella tragedia che conosciamo tutti, perché da marzo ad agosto ci fu la lenta invasione dei talebani su tutto l'Afghanistan e il 15 di agosto i talebani che invadono anche Kabul. Le ragazze ovviamente erano in pericolo di vita perché cicliste, perché avevano osato pedalare e quindi avevano bisogno di essere salvate. Il governo italiano in quei giorni ha fatto dei miracoli e il governo italiano è stato il governo migliore di quelli che c'erano lì. Grazie alle conoscenze coltivate negli anni, grazie allo sport che ho fatto, sono riuscita a mettermi in contatto con i 3 ministeri coinvolti, quindi esteri, interni e difesa, e sono riuscita ad aiutare le ragazze. Sono stati 15 giorni veramente difficili, dal 15 di agosto al 29 di agosto, quando loro finalmente hanno decollato e sono arrivate in Italia. Ci sono stati tanti momenti difficili, duri. Le ragazze che sono qui, 2 di loro in particolar modo, hanno passato giorni e notti fuori da quel muro che voi sicuramente ricordate dell'aeroporto di Kabul. Da sole, freddo, fame, senza bere, senza mangiare. Hanno determinazione, hanno grinta, meritavano di essere aiutate. Con loro ho aiutato in tutto 14 persone ad arrivare in Italia. La sfida più bella però e più importante è stata dopo, quando le ragazze sono arrivate anche qui grazie alle conoscenze, le ho fatte arrivare nella mia regione
dove so che i veneti hanno un grande cuore e i veneti hanno risposto. Le ragazze hanno trovato veramente l'aiuto, parlano italiano, sono in un programma, il programma SAI, quindi sono protette anche dal governo, ma hanno già tutti i documenti in regola, hanno un passaporto con scritto Repubblica Italiana, sono rifugiate e grazie appunto all'amore dei veneti, all'apertura dei veneti verso all'accoglienza dei veneti, sono ora in grado di parlare italiano, ma non solo, perché la cosa più importante per me era che loro si integrassero nel tessuto sociale. Quando arrivarono qui, dopo qualche mese, ho spiegato loro cos'è il Veneto e ho detto loro che la regione del Veneto è una regione particolare, gente che non si arrende mai, gente che vive di lavoro, di voglia di futuro, e quindi ho detto loro: ragazze, se rimanete qui dovete imparare la lingua ma anche trovarmi un lavoro, dovete studiare. E nel giro di 1 anno e mezzo, da 1 anno e mezzo a questa parte, loro sono riuscite non solo ad imparare la lingua ma a trovare un lavoro, a frequentare la scuola statale serale e quindi essere ammesse per riuscire ad avere il diploma di terza media. Una di loro è stata ammessa all'Università di Camerino e tutte quante nel frattempo vanno anche in bicicletta. Probabilmente 2 di loro stanno lottando per andare anche alle Olimpiadi, Parigi 2024, forse una sola riuscirà a farlo, però sono ragazze che fanno tutto e questo gliel'ho spiegato subito, appena arrivate qui. Dovete darvi da fare, noi non siamo un popolo che fa assistenzialismo a gratis, come diciamo noi, dovete far vedere che avete voglia di star qua, che avete capito la nostra mentalità e che volete rimanere. E quello che posso dire è che stanno andando oltre le mie aspettative. Sono integrate, hanno anche trovato qualche fidanzatino, quindi diciamo che questo è proprio il cerchio che si chiude. Il progetto Rotto Equality è molto più complesso perché aiutiamo ragazzi in tutte le parti del mondo, però vi invito ad andarlo a magari vedere sul nostro sito internet. È bello essere qui, Presidente, la ringrazio perché... No, grazie a voi. Ma le presentiamo? No? Le presentiamo. Venite. Allora, Yudols, Fariba, Arezzo... Zara. Voglio stare vicino al Presidente. Vogliamo presentarle una ad una? Yudols e Fariba sono 2 sorelle. La Unione Ciclistica Internazionale l'anno scorso ha avuto la bellissima idea di organizzare, alla faccia dei talebani, il campionato nazionale afghano in terra neutra. Quindi siamo andati a Eiler, in Svizzera, nella sede dell'UCI, e sono arrivate tantissime altre cicliste che erano uscite dall'Afghanistan. Qui in Veneto io ho 5 cicliste, una di loro adesso non c'è perché è a fare l'università. Sono partite in 65, mi sembra, in quella gara, e le nostre atlete, le mie atlete, sono arrivate prima, seconda, terza, quarta, quinta. E questo non per dire che quando sono arrivate qui le ho allenate solo per fare ciclismo. Come vi dicevo, a ognuna di loro ho detto: dovete lavorare. Fariba, che ha vinto il campionato nazionale, ha adesso un contratto in un team World Tour, che significa stipendio minimo uguale a quello dei maschi dei team World Tour, per 3 anni. Significa assistenza sanitaria, significa che ha la maternità, e sono tutte lotte che io ho ottenuto con
dopo aver fondato il Sindacato Mondiale delle Donne Cicliste Professioniste, ma lei non ha firmato il contratto fino al 31 di dicembre perché ho detto prima ti trovi un lavoro, era l'unica che non aveva lavoro, prima ti trovi un lavoro e dopo firmi il contratto. E adesso lei ha un contratto da ciclista professionista e lavora e va a scuola. La sorella è anche lei una ciclista della Team Israel, però Development, e le altre 2 ragazze corrono in team italiani. Questo per dire che basta spronare, basta dare le giuste motivazioni alle persone e le persone ottengono risultati meravigliosi. Queste ragazze le hanno ottenuti. Sono grata io a loro perché mi hanno insegnato un sacco di cose. Tanto le ringraziamo, dopo saranno anche a disposizione per foto e interviste. Io direi che, scusate ancora un attimo, che è il miglior modo per celebrare l'8 marzo, quindi parlare di speranza, di determinazione, di voglia di fare e del fatto che solo i pessimisti non fanno fortuna, no? Possiamo dirlo. Grazie. Se avete domande, scusate per i giornalisti, avete delle domande per Alessandra Cappellotto? Dopo all'altra. Prego, accomodatevi, grazie. Grazie mille. Facciamo un applauso a queste ragazze. Bene. Adesso fuori le armi. Voglio vedere 28 telefonini puntati. C'è che creator SEO. Creators del sabato sera. No, intanto questa è una partita che ho voluto con forza perché penso che ci sia una comunicazione che ci possa aiutare per il territorio, oltre a quella diciamo tradizionale alla quale non possiamo rinunciare, che sono le televisioni, che sono... Fate una foto a questi ragazzi col telefonino in mano. Mettiti di qua, li inquadri meglio. Dicevo che oltre a quello che è sui telefonini, così facciamo una bella foto. Ma che... creators. Allora dicevo che oltre alla comunicazione irrinunciabile, che è quella della carta stampata, delle televisioni, delle radio, c'è anche diciamo una comunicazione nativa, che è quella che voi create, e abbiamo pensato che io mi sono accorto in rete, e sto parlando di Instagram, sto parlando di TikTok, sto parlando di un sacco di robe, dopo devo anche presentarli, aspetta, metto qua la scaletta. Adesso faccio tutto comunque. E questi ragazzi hanno come primo presupposto l'amore per il Veneto, cioè non si transige. Voi adesso inizierete a seguirli, a conoscerli, io spero che tutti voi abbiate un sacco di successo perché ve lo meritate, ma noi non possiamo restare indifferenti a dei ragazzi che in maniera autonoma, cioè sono quello che noi definiamo il Veneto Pride, no? L'orgoglio veneto, è assolutamente una bella roba. Allora abbiamo detto, ma se iniziamo con un piccolo gruppo, facciamo un contest, un concorso, sono 28, sono 7 squadre, 4 per squadra, 7, 14, 21, 28, Crozza è sistemato, e sono 7 squadre, 4 per squadra, 28, e loro si sfideranno, ognuno poi presenterà quello che, ognuno ovviamente avrà il suo, ogni gruppo avrà il suo tema, e vabbè, io la scaletta non ce l'ho più, e porteranno avanti questa sfida. Invito qui il Global Coordinator of Creators, ti ho dato un titolo nuovo, segnatelo, Nicola Canal, eccolo qua, e poi anche Veronica Civiero, che invito qui. Io poi lascio parola a loro, dico solo che siamo solo nella fase embrionale, perché questo deve diventare endemico, cioè l'endemia è una roba che poi convive con te, cioè, quindi io spero veramente che voi siate solo l'inizio di una grande avventura, che è quella di far parlare sempre di più di Veneto. Cioè, avete le Olimpiadi, abbiamo 9 siti UNESCO, abbiamo 350 prodotti tipici, 55 denominazioni dei vini, lo spritz è Veneto, lo sapete? No, mi hanno in modo a domandare, cioè, arriva il giornalista, fa
ma come trova lo spritz milanese? Ho detto, ma milanese cosa? L'Aperol è nostro, e Prosecco è nostro, e Bicer probabilmente che ha fatto Muran, cioè è tutto nostro. Per dire quanto forti sono i veneti. Prima ti tocca a te, no? No, credo prima lei. Prima lei. Lanciamo un video? Lanciamo un video. Sì. Video. Il mio benvenuto a tutti i creators che dal 7 marzo al 7 giugno si occuperanno del Veneto. Sono 7 squadre, 4 creators per ogni squadra, quindi 28 ragazzi che parleranno delle bellezze del Veneto, Allora, Veronica Civiero, prego. Grazie mille. Allora, io vi dico solo 2 parole per capire meglio chi sono i creator. Vi ho preparato qualche contenuto che vediamo insieme. Chi sono i creator? Da che cosa si differenziano rispetto agli influencer? Una domanda che potreste farci. Scusa, prendi il microfono, se no l'impatto. Sì. Ok, così meglio. I creators sono esperti del linguaggio legato ai social media, quindi sono persone che sanno utilizzare i social, ma soprattutto innovano e quindi sono i primi che utilizzano nuovi formati, Reels, TikTok, e che sanno comunicare in modo innovativo. Grazie a questa innovazione ottengono grandissimi risultati nelle piattaforme e quindi potete trovare anche pagine piccole, magari ci sono anche pagine che non hanno tanti follower, non abbiamo guardato quello, ma i loro contenuti hanno grandissima visibilità e daranno grande visibilità ai nostri territori. Come li abbiamo scelti? Come abbiamo fatto a sceglierli? Come ha detto il Presidente, questo è un inizio, è un test iniziale, quindi ovviamente non abbiamo potuto scegliere tutti i creator del Veneto, ma siamo partiti da 3 cose. 1, un sondaggio su Viral Veneto che ci ha permesso di andare a ottenere più di 3.000 risposte che ci hanno indicato un po' quali erano i nomi più seguiti dalla popolazione. 2, amore per il territorio. Amano alla follia il loro territorio, poi ve lo racconteremo. 3, sono emergenti, quindi le loro pagine, i loro contenuti stanno crescendo. Come funziona? Dove li seguo? Come funzioneranno questi mesi? Come li trovo? È una sfida digitale, 7 province che concorrono tra loro. Dal 7 marzo fino al 7 giugno creeranno 3 contenuti, 2 singolarmente e 1 per squadra. E alla fine di questo percorso vedremo i vincitori che avranno pubblicato dei contenuti con maggiore qualità. Ci sarà Nicola, appunto, che è stato l'influencer più menzionato del Veneto all'interno di Viral Veneto, quindi tutta la popolazione ci spingeva ad avere Nicola come appunto Global Coordinator, come ha detto il Presidente. Non l'abbiamo subito comunque, Esatto. Meno male. E racconterà tutti i contenuti appunto sulle sue stories e vi permetterà di conoscerli meglio. E infine vi esorto a seguire l'hashtag Veneto Creators, verranno pubblicati anche sulle pagine del Presidente, Visit Veneto e Viral Veneto. Lascio a Nicola che ci racconta qualcosa di più. Mi dispiace che non hai appoggiato il microfono perché si vede che trema, perché sono emozionato. Allora, sono anni che sogno, insomma, spero di partecipare a un progetto social così importante per la Regione Veneto. Il fatto che oggi si concretizzi mi rende molto felice e onorato anche, soddisfatto. Stavo pensando soddisfatto, ma il Veneto soddisfatto forse alla fine del lavoro. E molti dei creator già li conosco, ci siamo sentiti per fare qualcosa insieme sui social e finalmente c'è l'occasione. Altri invece sono una sorpresa anche per me. Non vedo l'ora di girare il Veneto e raccontarlo insieme a loro. Io ho cominciato a fare video in lingua veneta, devo stare attento, no, dialetto, perché sennò la gente si arrabbia, in lingua veneta, e sono diventato involontariamente insomma una voce
tra virgolette autorevole sui social veneta, però del Veneto ci sono tantissime cose da conoscere per potersi dire esperti di questa regione, e invece ci sono tantissime cose che ancora non so, e grazie a questi creator insomma andrò a conoscere e imparare, e quindi attraverso questo progetto magari mi meriterò ancora un po' di più insomma quello che la gente pensa di me attraverso i social. Va bene? Grazie mille, non ho altro da dire, grazie per questa opportunità e grazie a tutti. Vuol dire una roba, resta qua Nicola. Intanto ho mancato io le presentazioni. Veronica Civiero è esperta di social media, è tutta una roba che evito di stare qui a dirvi, però come l'ho conosciuta? Eravamo in pieno Covid, ma pienissimo Covid, siamo in marzo 2020, io tentavo di leggere tutti i messaggi in privato su Instagram e mi scrive sta pazza scatenata, mi scrive: guarda, io voglio fare qualcosa per la nostra regione, ho in mente di aprire una pagina che poi nacque come Viral Veneto e che fu la pagina, ed è tutt'oggi l'unica pagina che ha funzionato per il Covid a livello non nazionale, internazionale. Pensate che gli altri pagavano la pubblicità, noi invece abbiamo fatto tutto gratuitamente. Lei me l'ha fatto pro bono tutta questa operazione e siamo diventati un punto di riferimento anche nei canali, diciamo, social, tanto è vero che siamo stati i primi e gli unici a parlare ai cittadini. E allora coinvolgemmo anche i testimoni, tra i quali ci fu Nicola, ci fu la Federica Pellegrini, Red Canzian, cioè tutti coloro che comunque ci davano una mano per parlare alla cittadinanza. Quindi Veronica nasce da lì questo contatto. Nicola io l'ho conosciuto tramite uno dei suoi primi video, quello del Capanon. Vedete che ve lo ricordate? Quello del Capanon, non dico quello che telefonavi a Volkswagen, perché anche a quello era discutibile, e cioè chiamava quelli dell'Expo di Milano per chiedere un padiglione, un Capanon per noi, per il Veneto. Quindi ho detto: questo è matto, bisogna che lo conosca. Infatti l'ho chiamato, lui pensava fosse uno scherzo, perché ha detto questo è il metodo per cui, invece era vero, ero io che chiamavo lui che rispondeva a me, giusto? Sì. No, Nicola è bravissimo perché poi ha avuto un coraggio, che voi fate tanto i fighi, ma lui è stato più come si può dire, più innovativo, perché è stato il primo a fare video in Veneto. Sì. Che non sembrava roba facile, no? Perché se facevi video qualche anno fa in romano era normale, farli in napoletano anche, veneti. Invece bravi anche per questo, utilizzate la lingua veneta, che c'è storia, identità, c'è tutto dietro. Freschin, giusto? Prego. Sì, se abbiamo 10 minuti presentiamo il creator al volo, una alla volta. Venite anche qui, ho vi alzato in piedi. Vi alzate in piedi quando vi presento una alla volta? Così sapete appunto chi sono questi creator, di che cosa trattano. Una volta, venite qui e vi fermate qui. Sì, partiamo da Alice Guerra. Alice? Vieni. Alice correrà per la squadra di Venezia, quindi appunto Venezia. Si occupa principalmente di parodie, contenuti divertenti del territorio. Voi potete immaginare che un video di Twilight in Veneto faccia più di 1 milione di visualizzazioni. Bene, Alice l'ha fatto e appunto sarà con la squadra di Venezia. Alice Guerra la trovate su Instagram e anche su TikTok. Chiamo poi Carlotta Berti. Se c'è un dualismo tra Mestre e Venezia, lo vedremo tra loro due, che fanno parte della stessa squadra, ma una di Mestre e l'altra è di Venezia. Carlotta mi dice: quando dicevo di essere di Venezia, facevo all'università fuori dal Veneto, mi facevano tantissime domande e ho deciso di rispondere attraverso dei video divertenti di TikTok. E questi video hanno avuto successo, hanno fatto un sacco di visualizzazioni e oggi continua anche con un dualismo di dialetti e altri contenuti interessanti legati alla territorialità. Abbiamo poi una pagina veramente tipica, piccolina, l'abbiamo scoperta, devo dire per caso, ma pazzesca, si chiama El Nisioetto. Spiegano la storia di Venezia attraverso la sua toponomastica. Voi sapete che cos'è un nisioetto? Io non lo sapevo. Sono i cartelli bianchi che spiegano calli e bassanese, che spiegano calli e campi, e loro vogliono spiegarli tutti. Cioè il loro obiettivo è fare dei video che spiegano tutti i nisioetti uno a uno.
ne hanno fatti 178 fino adesso e continueranno. Ultimo, Nicolò e Matteo, Nico e Teo, una coppia di Venezia che condivide appunto la vita di coppia e non solo sui social. Loro mi hanno detto: noi non siamo una pagina di Venezia, siamo due veneziani che parlano di Venezia, quindi vogliamo appunto valorizzare il territorio, il patrimonio culturale della nostra città e dei dintorni, ma vogliamo farlo da veneziani. E io ringrazio la squadra di Venezia che così è al completo. Sì? Passiamo a Verona. Primo profilo, Valentina Raso. Valentina è una content creator che tratta di promozione del territorio, appunto sempre attraverso i social media. Fa dei contenuti che vedrete sono particolarmente innovativi, hanno dei tagli particolari, c'è su Instagram, c'è su TikTok, e con le sue pagine legate a Verona raggiunge praticamente tutta la Verona che c'è online. Lei ha delle pagine di Verona che hanno centinaia di migliaia di follower e tutte insieme raggiungono tutta la Verona presente sui social media. Valentina Raso. Passiamo a Gimischi. Giulia, 27 anni. Giulia è un profilo che parla di beauty, fashion e lifestyle. Se volete quel po' di glam legato a Verona, Giulia è il profilo che dovete assolutamente seguire e che fa per voi. La trovate nelle pagine sotto il tag Gimischi. Fabio Ho Fame. Fabio Ho Fame si chiama così, ve lo svelo subito, prima gli ho chiesto lo posso raccontare? Fabio si chiama così perché la moglie dice sempre: Fabio, ho fame, e lui, che è uno chef, fa dei piatti pazzeschi. Non potete seguire la sua pagina senza che vi venga l'acquolina in bocca, e vedrete che le ricette sono appunto fatte con dei format nuovi di comunicazione. Anche qui ricette pubblicate in modo molto particolare. Ci spiegherà produttori locali e di nicchia del Veneto e di Verona. E poi Alessandra World Trip, che ci segue da casa, quindi magari la salutiamo, che è collegata alla nostra diretta. È una grandissima appassionata di viaggi, non è potuta essere presente oggi perché da poco ha aperto appunto la sua agenzia di viaggi, ma nella sua pagina parla di itinerari e come esperta del settore è esattamente la persona che vi può aiutare a fare gli itinerari più interessanti. Verona e provincia la trovate sotto Alessandra_World Trip. Poi vi giriamo anche nella cartella stampa tutti i nomi. Vicenza, parto da I'm the Indian Girl. Allora, noi ci conosciamo da tanto, per me è difficile descriverla perché ha tante cose insieme. È mamma in dolce attesa, tra l'altro, della seconda, è CEO, ha una società sua e inoltre parla nei social media, quindi si organizza per fare tutte queste cose, si definisce una CEO sui tacchi alti e parla di diversity, inclusion e soprattutto women empowerment, quindi anche dei contenuti attenti al mondo della donna. Passiamo poi a Stefania, Steffi.fo sui social. Per parlare di montagne vicentine abbiamo appunto chiesto a Stefania di occuparsi di tutta la parte di montagna perché ne è appassionatissima. E prima, quando ci parlavamo, mi ha detto: per me è particolarmente interessante mettere in luce l'aspetto del rispetto che dobbiamo avere verso la montagna, quindi non solo itinerari ma anche come si affronta e come ci si avvicina alla montagna. Ha promesso di parlarci delle montagne vicentine. Leonardo Visentin, ufficiale. Leonardo ama il concetto di solidarietà e appartenenza. Nella sua pagina trovate parodie e contenuti divertenti, ma appunto che vogliono lasciare un messaggio e che hanno delle fortissime basi territoriali. Anche qui vi farete sicuramente una risata con i suoi contenuti. Passiamo a John Notes, spero di averlo detto bene, prima abbiamo discusso sulla pronuncia di questa pagina. Sono due ragazzi a cui la pandemia ha fatto aprire gli occhi su che cosa volessero veramente e su non dare scontate cose che prima ritenevano tali. Quindi hanno iniziato a viaggiare, vogliono raccontare luoghi vicini che portando il loro punto di vista. Quindi vedrete grande territorialità e appunto contenuti eccezionali legati ai territori. Padova, partiamo con Magna Padova. Samantha di Magna Padova
lanciato questo progetto 4 anni fa, parla particolarmente di food tradizionale e anche appunto legato alla nostra regione. Vi può raccontare dove mangiare benissimo a Padova e provincia. Passo poi a Ciacque.pd, un progetto di Francesca. Francesca mi ha detto: l'informazione internazionale e nazionale è importante, ma quella che ci cambia veramente la vita è l'informazione locale, quella delle nostre province, dei nostri comuni, e io voglio portarla su Instagram. Ciacque.pd, dal detto partì a Ciacque, quindi appunto su Instagram ho portato Ciacque. Benedetta Polato, sempre di Padova, ama gli animali, la natura. Benedetta, eccola. E la campagna al Veneto in generale, anche lei contenuti in dialetto veneto, ricchi di territorialità, dove veramente traspare un grandissimo amore per il territorio. Passiamo poi all'ultimo creator, anche Daniele non può essere con noi, ma so che è collegato in diretta, Daniele CC, che ama sperimentare nuove forme di comunicazione, quindi vedrete dei video con contenuti innovativi, anche il modo in cui li fa, molto freschi, molto giovani, con un occhio particolarmente attento alla sostenibilità, quindi parlerà anche di sostenibilità. Passiamo poi a Belluno. Il contadino Simo, qualcuno lo conosce già, è un contadino che ha avviato da zero un'azienda agricola, coltiva ortaggi e galline però ruspanti e sta recuperando anche un frutteto di mele e di pere. È amante della vita in campagna e se siete immersi se avete stress, siete immersi nella vostra vita quotidiana, nella pagina del contadino Simo vi passa in un secondo perché vi fa vedere la vera vita di campagna. Poi abbiamo in Mazzegaro 2 giovani genitori appunto di una bambina di 3 anni, Evelyn. Ci raccontano appunto le vicende della loro famiglia. In modo molto autentico, quindi senza filtri, senza abbellimenti. Vedrete dei contenuti molto genuini, li trovate su Instagram e su TikTok. C'è un video della bimba con una cimice che ha fatto milioni, anche questo, di visualizzazioni, quindi molto interessante. Daniela Carazzai. Nella provincia di Belluno non poteva mancare una creator che parlasse di ancora montagna e ovviamente territorio percorsi, viaggi on the road, itinerari meno battuti, quindi meno comuni, più insoliti, escursioni e gite poco conosciuti nel bellunese. Troverete degli scorci che non conoscevate. E infine On the Roaders. Erika e Nicola, che dopo essersi laureati hanno deciso di stravolgere il loro percorso, non dedicarsi a quello che avevano studiato, ma intraprendere una strada che li portasse verso le proprie passioni. E quindi appunto raccontano i viaggi, le esperienze anche legate al Veneto, viaggiano molto anche all'estero, ma appena possono tornano in Veneto a raccontare qualcosa di più della nostra regione. Rovigo, Aston Luca, Quando diciamo ma Rovigo è una provincia più difficile da raccontare? Assolutamente no, perché Luca è appassionatissimo di territorio, ama la sua provincia, ha detto a Rovigo c'è un sacco di roba, si occuperà di raccontarla e parla molto di cucina tradizionale e quindi ci racconterà anche ricette culinarie delle nostre tradizioni. Passo poi a Let's Veneto, Viviana. Viviana è una copywriter. Ama scrivere, viaggiare, adora il Veneto, e infatti la sua pagina appunto si chiama Let's Veneto, è pazza di tutto il nostro territorio e le piace scoprire gli angoli insomma un po' meno battuti, e quindi anche lei ci racconterà di più di questa provincia. The Traveling Golden Family, una famiglia si chiamano così perché sono una famiglia, ma hanno con loro appunto anche dei golden, quindi bimbi e animali, quindi questi cani bellissimi. Hanno trasformato la loro passione per il viaggio anche in un lavoro e mi hanno detto: per noi è importante educare i nostri figli attraverso il viaggio e la cultura delle territorialità, e quindi ci racconteranno anche questo aspetto.
Passo poi a Francesco Baruz-Fra. Giovanissimo, che però mi ha detto: io in realtà sono molto giovane ma sono nonna dentro. Lui ama alla follia tutto l'ambito delle nonne, i suoi nonni, ma in generale i nonni, e fa delle parodie sui nonni veneti, quindi quello che ci potrebbero dire, quello che ci hanno raccontato, le nostre tradizioni, ed è appassionato di ballo liscio. Ultima provincia, Treviso, parto da Gloria. Gloria che ci ha detto: finito il lockdown mi è scoppiata la voglia ovviamente di esplorare le mete meno conosciute della zona. È del Montello, ma è amante della vita basata sulla natura, definisce la sua vita life plant based, e ha fatto dei contenuti pazzeschi che vi invito ad andare a vedere su uno dei nostri siti UNESCO, cioè l'Orto Botanico di Padova. Massimo Barco. Massimo ha 23 anni, è di Campo San Piero, fa dei contenuti anche lui appunto in lingua veneta, ma cerca sempre di mettere un pizzico di ironia e allo stesso tempo di lasciare un messaggio a tutti noi. Anche qui è impossibile andare sulla pagina di Massimo senza che riesca a strapparci un sorriso, quindi anche questa vi invito a visitarla. Massimo Barco sia su Instagram che su TikTok. Poi abbiamo Ruote Libere. Progetto nato da due sorelle, parlano di accessibilità e vogliono sensibilizzare il grande pubblico. Vogliono appunto aiutare le persone con una sedia a ruote ad avere in anticipo informazioni utili per trascorrere il proprio tempo libero e per accedere al nostro territorio. Il motto di Alessia è: dove passo io, passano tutti. E infine abbiamo Elisa, Elite il testo foto, appassionatissima di fotografia, si definisce una sognatrice in erba, ha aperto la sua pagina Instagram nel 2019, aveva un focus fotografia e l'ha poi cambiata appunto con un focus a oggi più video e reels. La trovate sotto Elite il testo foto. Grazie. E ringraziamo anche Francesca Rossetto che poi ha coordinato tutto questo lavoro. Grazie Francesca. E adesso chiederei se ci sono domande da parte dei giornalisti, prego, se vi spostate un po' più alla destra per favore. Domande? Volete farle dopo? Prego, Alda. I premi, prego. Sì. Allora, la sfida appunto è legata alle 7 province, legata a questi contenuti. Come andremo a valutare i contenuti? Ci sarà una giuria di esperti che andrà a vedere la qualità di questi contenuti, che non verranno solo pubblicati nelle pagine dei ragazzi, che ovviamente sono diversi sul numero di follower, ma anche sulle pagine regionali, che quindi nettizzeranno la base, appunto la diversa reach, diverso numero di follower. Per quanto riguarda i premi, saranno appunto dei gettoni per i ragazzi, quindi dei compensi, e poi parallelamente la partecipazione degli eventi esclusivi che stiamo definendo legati al nostro territorio per un racconto particolarmente specifico. Alda, prego. Ma non c'è un microfono, per favore. Allora, fondamentalmente ce ne sono due di principali. Quello di far crescere questa comunità che comunque veicola messaggi, diciamo, che sono utili per il Veneto. Due, ovviamente, i messaggi, nel senso che questi sono ovviamente i creators, lo dice la parola, creano dei contenuti e questi contenuti saranno ovviamente diciamo, i più impattanti diventeranno super virali nella rete. Questo aiuterà ancora di più a far crescere il Veneto, diciamo, l'orgoglio veneto, lo standing del Veneto, ed è esattamente l'obiettivo che abbiamo. Però non trascurerei anche il tema di creare una community e quindi di far crescere attorno a questo primo nucleo, tutto un nucleo di ragazzi veneti che si organizzeranno per parlare del nostro Veneto. Altro?
Martina. Che è un'esperienza quasi con le radici, forse anche questa, un po' precedente, e poi prima ancora c'è stato il tema del portale per le prenotazioni, quindi proprio sul versante turistico. Come erano andate a finire queste? Quale portale per le prenotazioni? Il portale unico, l'ipotesi, il portale unico per le prenotazioni. Ma noi abbiamo continuato a lavorare su questo. Il tema dell'influencer che strappava sorrisi e battute quando io ho iniziato a parlarne, no? Che poi è diventato, qualcuno ci ha fatto anche le gag su sta storia, però questa è una nuova forma di comunicazione che non va assolutamente ad essere trascurata, e vede dei ragazzi, visto e considerato che qua c'è l'immaginario collettivo, che è sempre quello di dire che noi eravamo meglio da giovani di queste generazioni. Loro sono molto più bravi di noi, sono molto più smart e sono assolutamente, diciamo, quella foresta che cresce della quale nessuno mai parla, e sono questi qua, guardate, sono questi ragazzi qua. Allora, io la metterei così, c'è un capitolo che non è un paese per giovani, no? E la metterei così, che oltre a parlare dei giovani, a dire che sono bravi, bisogna anche fare qualcosa. Questo è già una modalità per aiutarli e per rendere visibili, diciamo, dei nuovi professionisti che ancora da molti vengono considerati dei personaggi da cazzeggio, ma non è così. Altro? Se non c'è altro io chiuderei. Prego, scusami. La prima presentazione, certo. La sua scelta di omaggiare le donne attraverso il racconto di questa esperienza di giovani afghane. Citava il sistema di accoglienza, che ha funzionato in questo caso, è stata un'esperienza fortunata perché Cappellotto le ha prese sotto le sue ali protettive, le ha seguite e le ha fatte integrare. Però molti comuni stanno dicendo no al SAI, molti sindaci anche del suo partito dicono no al finanziamento ministeriale. Ecco, quali sono i sindaci del mio partito? Nel Padovano ce ne sono diversi. Dimmi un nome. Le potrei dire San Giorgio in Bosco, per esempio, è uno di quei comuni che ha detto no, non ho posto per accogliere. Non ho posto per accogliere, è un'altra roba rispetto a quello che hai detto te. Ecco, cioè in questo momento non basta per tutti. Non bastano le risorse, eppure è un programma finanziato, no? Dal Ministero. Ecco, qual è la strada a questo punto? Cioè, come si può fare comunità anche in questo senso? Ma guarda, intanto il Veneto, per questo ho voluto Alessandra Cappellotto, ho voluto rendere omaggio alla grande operazione che ha fatto, alle ragazze afghane, e ricordare così l'8 marzo, no? Penso che siate d'accordo tutti sul fatto che questa è una bella celebrazione dell'8 marzo. Dall'altro voglio ricordare che il modello di integrazione che ha il Veneto è riconosciuto a livello nazionale come essere il migliore. Cioè noi veneti, magari ci sentiamo dire ma i veneti sono razzisti, non è così, e la prova provata ce l'abbiamo nel fatto che noi abbiamo 600.000, diciamo, nuovi veneti che si sono perfettamente integrati, hanno un progetto di vita, siamo già la seconda, in alcuni casi la terza generazione, per cui mi sento di dire che ci siamo. Per quanto riguarda, faccio un ultimo esempio, quello dei profughi. Noi abbiamo dato ospitalità a 16.000 profughi ucraini durante diciamo, questo periodo, e sono ancora qui in Veneto dei 150.000 a livello nazionale. Quindi ben venga il ragionamento che fai te, cioè, noi siamo assolutamente una comunità cosmopolita, cioè qui nessuno ha mai chiuso le porte. Dopodiché non so dirti se un sindaco dice io non ho modo più di ospitare, sono arrivato al limite, oppure nella mia comunità abbiamo altri obiettivi, stiamo facendo altre cose rispetto alla solidarietà. Questo non te lo so dire, per questo ti ho chiesto dimmi un nome. Però direi che ci sta tutto fino in fondo, ma ricordiamo sempre che una persona ogni 5 in Veneto fa volontariato, magari ricordiamolo una volta, no? Una persona ogni 5 in Veneto fa volontariato, e questo è un grande valore, perché significa persone che lavorano gratuitamente, che si sostituiscono all'intervento delle istituzioni molto spesso. Altro? Prego. Le hanno mai offerto una particina in un film? Sì, Crozza me ne fa tutte le settimane. Magari di ambientazione veneta, e nel caso prenderebbe in considerazione, no, glielo chiedo perché ad esempio a Treviso Gentilini ha fatto un'apparizione, un cameo, e se l'è cavata anche bene, devo dire. Potrei fare il cavallo. Vabbè, andiamo avanti.
Ti sei venuto fin da Padova per farmi questa domanda qua. No, grazie, salutiamo. Voi l'avete riconosciuto? Lui è il famoso Tosato, quello delle dirette, quello che mi rompeva sempre le scatole con le domande. Prego Alda, scusa. No, una curiosità per i creators, che se leggete, che giornali leggete? Oh là là. Allora, magari raccogliamo la risposta, perché passare il microfono a tutti sarebbe complicato, però ad esempio una persona a cui mi verrebbe da fare la domanda è ciacque.pd, Francesca, che sicuramente ci può rispondere. Come fai a popolare di contenuto la tua pagina che tratta proprio di questo, di informazione? Come ti informi, che cosa leggi? Allora, sicuramente leggo i giornali legati a Padova, quindi forse ci sono anche giornalisti qui presenti, quindi Il Mattino, Il Gazzettino e Padova Oggi, e in ambito locale. In ambito nazionale, Repubblica e Corriere principalmente. Politica non corretta. Vorrei sapere chi segue lei invece sui social. Segui qualcuno altro? Canale? Grazie. Adesso diciamo tutti i suoi articoli. Possiamo chiudere? Facciamo un applauso a sti ragazzi. Che non pensate che sia una gita sta roba, Cioè noi abbiamo 73 milioni di presenze turistiche in Veneto, siamo i primi in Italia. Primo, non possiamo mai essere i secondi. Secondo, devono aumentare. Se non capito? Boh, grazie. Facciamo una contabilità totale sul movimento che ne esce, mettendoli tutti assieme. Perfetto, grazie. Grazie ancora e grazie. Per gruppi facciamo una roba veloce, chiediamo ai signori laggiù di spostarsi da quel tabellone. Chi è sotto facciamo a gruppi di province, quindi i 4 creators, e assieme a me facciamo una foto opportunity, no? Si dice, foto ricordo. Prego. Evito di fare delle battute. Ok. Sì, partiamo con Venezia, allora all'ordine di prima, quindi Venezia. Facciamo prima le foto di squadra, no, se gli altri si possono tutti fermare qua così non facciamo confusione. Partiamo da Venezia e poi facciamo tutti gli altri e poi facciamo anche la foto tutti insieme. È finita dunque la conferenza stampa del presidente Zaia, una prima parte anche molto toccante con la presentazione delle ragazze della squadra di ciclismo afghana, il racconto della sofferenza nel momento in cui i talebani sono tornati al potere e l'ospitalità che hanno ricevuto qui in Veneto, dove si sono ricostruite una nuova vita, trovando un lavoro, studiando e continuando però con la loro passione per le due ruote. E poi la presentazione di questo hashtag che sarà possibile e sarà accessibile da tutte le piattaforme social, dove giovani creators veneti emergenti racconteranno le eccellenze del nostro territorio, da quelle paesaggistiche a quelle enogastronomiche, un nuovo veicolo in più per far esportare al di fuori dei confini veneti quelle che sono le particolarità, le bellezze della nostra regione, in una sorta poi di concorso che vedrà questi 21 creators sfidarsi in un concorso che poi sarà giudicato da una sorta di giuria esterna, il tutto questo guidato da un global coordinator che è Nicola Canal, il Canal famosissimo per le sue storie sui social, tutte in lingua veneta, e anche la lingua veneta sarà protagonista di queste stories raccontate proprio da questi creators sui social. Questo in gran sintesi è quanto raccontato oggi a Palazzo Balbi, poi questa sera entreremo nel dettaglio. Noi ci fermiamo per la pubblicità, ma subito dopo parleremo, alla vigilia della festa della donna, di imprenditoria femminile in due settori molto diversi, ma che incontrano in qualche modo le stesse difficoltà, le stesse sfide da affrontare per le imprenditrici donne nel mondo agricolo e nel mondo dell'artigianato. A tra pochissimo.
Siamo tornati in diretta domani 8 marzo, festa della donna, tante le sfide, tanti gli ostacoli che le donne lavoratrici trovano lungo il loro percorso, ancora di più se si è imprenditrici e ancora di più se si è imprenditrici in un settore fino a qualche anno fa prettamente maschile. Saluto, ringrazio per essere con noi Michela Brogliato, presidente regionale di Donne in Campo. Buongiorno, ben ritrovata, grazie. Buongiorno e grazie a voi per l'invito. Allora, intanto introduco l'intervento della Presidente con alcuni dati. In Veneto le imprese agricole femminili sono 14.111 su un totale di aziende di 61.844 unità, ovvero il 22,8% è a guida femminile. Negli ultimi anni ne sono scomparse 300, il 2% del totale. Ci sono segnali di speranza che arrivano però dalle imprese agricole femminili giovanili, ovvero gestite da donne under 40, aumentate dell'1,2%. Alcuni dati solo per inquadrare quella che è la storia delle donne imprenditrici nel settore agricolo, e adesso però la storia di Michela Brogliato. Michela Brogliato da oltre 20 anni gestisce un'azienda agricola, ma un lavoro che è arrivato un po' a sorpresa, visto che lei aveva intrapreso tutt'altro percorso universitario. Sì, infatti come hai appena detto, la mia è stata proprio un'avventura, proprio un'avventura, in quanto io stavo finendo gli studi in giurisprudenza e mio nonno è mancato e che aveva un'azienda agricola. E quindi, un modo o nell'altro, ho deciso di rivoluzionare la mia vita. E allora ho preso in mano l'azienda di famiglia, l'azienda di mio nonno, perché i miei genitori non facevano un tutt'altro settore, e allora completamente rivoluzionaria, perché una volta era un'azienda prevalentemente seminativo e invece attualmente adesso è un'azienda biologica, abbiamo agriturismo e anche vendita diretta, quindi sì. Ci siamo proprio reinventati. E le donne hanno questa, proprio di natura, hanno questa facoltà, insomma, si mettono sempre un po' in gioco. Verrebbe da chiedere come si può da un futuro da avvocato, comunque nel mondo della giurisprudenza, si pensa poi di passare a tutt'altra attività, anche perché lei mi raccontava quando ci siamo sentite che insomma con il mondo agricolo non aveva un coinvolgimento, nel senso che sì, i suoi genitori avevano un orto, andava a trovare il nonno in azienda, ma mai avrebbe pensato da ragazza di intraprendere poi questa carriera. No, assolutamente, non ci avevo mai neanche minimamente pensato, anzi da quando ho 4-5 anni ho sempre detto che facevo l'avvocato e invece le vie del Signore sono infinite, però la passione comunque è aumentata sempre mano a mano, perché secondo me per fare un lavoro come il nostro, se non ci metti il cuore non vai da nessuna parte, no? E quindi all'inizio ho intrapreso mano a mano la via dell'agriturismo e aumentando chiaramente la produzione, e invece attualmente c'è sempre l'agriturismo, però la mia è un'azienda prevalentemente di ortaggi e frutta biologica che facciamo vendita diretta, quindi c'è stata questa continua evoluzione in questo settore. Lei era giovanissima quando ha iniziato questa avventura? Sì, avevo 26 anni, ero proprio alla fine dell'università. E com'è stato? Quali sono state le difficoltà, che poi immagino essere le difficoltà che ancora oggi una giovane imprenditrice si trova ad affrontare? Sì, come le dicevo, secondo me è importante, cioè io ho avuto la fortuna che ho iniziato con un capitale, perché la mia è un'azienda storica di mio nonno, perché attualmente secondo me se una donna vuole intraprendere un'attività è difficilissimo, perché anche per accedere a un credito senza garanzia è impossibile, e quindi bisogna sempre avere avuto, almeno io ho avuto la fortuna di avere tra virgolette le spalle coperte, e non è giusto, perché se una donna per passione o anche i giovani devono avere l'occasione di accedere, e invece attualmente non c'è questa possibilità.
E senza contare che io sono anche mamma di 2 bambini, no, addirittura secondo me lo Stato come conciliazione per le donne imprenditrici non c'è, perché ci garantiscono solo la maternità obbligatoria, che sono 5 mesi, con un'indennità economica insufficiente a coprire le spese anche per una persona che può sostituirci in azienda, senza contare che non è compresa neppure la maternità a rischio e il congedo parentale per i parenti bisognosi. Quindi abbiamo davvero necessità di un sistema politico che si adegua alle nostre problematiche, perché la conciliazione donna-lavoro è importantissima, perché si sa che le donne non sono solo donne lavoratrici, ma sono mamme, figli, mogli e quindi bisogna tenere conto di questa cosa importantissima che ci contraddistingue chiaramente. E essere imprenditrice in un settore che era fino a poco tempo fa prettamente maschile, cosa significa? Beh, chiaramente, sai, ti guardano tutti un po' con scetticismo, però noi abbiamo fatto quell'evoluzione, secondo me. La biodiversità donna l'abbiamo messa anche nell'agricoltura, nel senso che le aziende agrituristiche, gli agrinidi, le fattorie didattiche è nata proprio grazie alla nostra diversità, perché secondo me la multifunzionalità è donna, no? La diversificazione, perché le aziende agricole femminili hanno tutte delle storie meravigliose, sono una diversa dall'altra, tutte si raccontano nella propria azienda, proprio trasmettono proprio la passione, no? E questa secondo me è la diversità anche rispetto alle aziende maschili, no? Perché le aziende femminili sono anche a livello quantitativamente più piccole, no? Di quelle maschili, e quindi noi ci concentriamo in determinate qualità nel più piccolo, quindi noi cerchiamo di sviluppare altre vie, no? Ed è importantissimo questa cosa, anche della biodiversità. Noi ci occupiamo molto dell'ambiente, della sostenibilità. Cioè si porta la propria sensibilità femminile all'interno della propria azienda, del proprio lavoro. Penso ad esempio alle fattorie didattiche, all'accoglienza di anziani, disabili, cioè un modo nuovo di interpretare quella che è la vita in agricoltura. Sì, chiaramente, poi noi, essendo anche mamme, viene proprio di indole insegnare proprio a rispettare l'ambiente, conoscere la terra, quindi è importantissimo. Proprio il settore primario è fondamentale, che dovrebbe essere proprio messa anche proprio nelle scuole come materia didattica. Voi come donne in campo, in che modo riuscite, in base poi a quelle che sono anche le normative, ad affiancare le giovani imprenditrici che decidono di avventurarsi in questa attività? Beh, secondo me noi chiaramente con la nostra associazione cerchiamo di promuovere comunque tramite anche corsi la nostra professionalità. Soprattutto creiamo anche reti di imprese che ci fanno conoscere tra di noi e ci promuoviamo le nostre attività, che è fondamentale, senza contare che proprio l'associazione Donne in Campo ha un ruolo anche prettamente politico, perché secondo me la donna deve esserci nei luoghi in cui si decide. Perché attualmente, come avevo detto prima, i problemi ci sono e se non ci siamo noi donne a far sentire le nostre problematiche non verranno mai risolti. Quindi è importante che nella leadership che conti ci siano delle donne e noi facciamo questo, noi vogliamo e dobbiamo esserci e così possiamo dare una mano alle nuove o a chi lavora, a tutte le donne e a tutti anche gli imprenditori, perché secondo me è proprio un aspetto sociale diverso il nostro apporto, che comunque migliora tutta la società stessa, va a beneficio di tutti. Però c'è ancora molto da fare, come diceva lei giustamente all'inizio, è difficile partire da zero se non si hanno capitali, i prestiti non sono sufficienti, serve altro. No, anche perché spesso siamo anche dimenticate, no? Anche nei fondi per l'imprenditoria femminile tante volte si dimenticano delle donne in agricoltura, cosa che è inammissibile, quindi è fondamentale. E dopo addirittura ci sono alcuni fondi in cui possiamo entrare, però sono così burocratici, un iter così lungo che alla fine molti non riescono ad accedere.
Quindi sarebbero necessari dei contributi a fondo perduto, magari. Sì, magari a fondo perduto e anche magari dei mutui anche a tasso zero. Ci sono tanti metodi che possiamo, anche semplicemente del piccolo credito, che anche del piccolo credito c'è un iter comunque molto lungo che alcune volte, se uno ha bisogno di un piccolo credito, è nell'immediato e proprio siamo in difficoltà, tutte le aziende femminili. Ho parlato di numeri in crescita delle aziende appunto over 40, di un 2%. Secondo lei, da quelle che sono le sue sensazioni, da quello che è il suo sentire, potrebbe essere un trend in crescita? Sì, chiaramente secondo me le donne possono solo che crescere, non è che sono ottimista, ne sono estremamente convinta, perché la diversificazione, soprattutto dopo quello che abbiamo vissuto della pandemia e le nuove sfide che adesso stiamo facendo, sia geopolitiche sia quelle climatiche, è essenziale il nostro apporto, quindi noi chiaramente le nostre imprese al femminile saranno sempre in aumento. Un'ultimissima domanda, si è mai pentita della sua scelta? Allora no, assolutamente, perché quando vedo i miei figli sono convinta che gli sto dando un futuro migliore di quello che chiaramente avrei fatto se avessi fatto l'avvocato, quindi è proprio un sistema di vita diverso. Grazie davvero a Michela Brogliato, Presidente regionale Donne in Campo. È stato un piacere ascoltare e raccontare la sua storia, che può essere anche un messaggio per chi magari ha qualche timore. È possibile farcela, è possibile un futuro da donna imprenditrice nel mondo agricolo, dando una chiave diversa proprio a questa attività. Grazie davvero Presidente, buon lavoro e a presto. Grazie mille a voi e con l'occasione volevo fare gli auguri a tutte le donne per domani. Assolutamente, noi ci uniamo. Grazie ancora e auguri anche a lei naturalmente. Grazie. E questa insomma è una storia, tra pochissimo un'altra storia, un altro settore, quello dell'artigianato, con le difficoltà ma anche le sfide, i successi che una donna imprenditrice può raggiungere in un settore anche questo fino a qualche tempo fa prettamente maschile. Prima di fermarci per la pubblicità vi ricordo il sondaggio di oggi relativo a quella che potrebbe essere una prossima decisione del governo di vietare il fumo anche all'aperto, e non solo per le sigarette classiche ma anche per le sigarette elettroniche. È giusto? Questo è il quesito al quale vi chiediamo di rispondere. Se la vostra risposta è sì, numero 0422, se la regia me lo può dire, eccolo qui, 1626691, 0422 1626690, se la vostra risposta è no, la chiamata è gratuita, l'esito questa sera nel corso di Ring. Ci fermiamo, c'è il meteo, la pubblicità e poi torniamo di nuovo con altri ospiti e altre notizie tra poco. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Pressione ancora debole sul nostro territorio, dove il tempo sarà in genere buono, sia pure con qualche pioggia portata da correnti umide e miti. Il dettaglio di martedì 7 marzo. Sul Veneto avremo un'alternanza di nuvole e rasserenamenti, con nebbie sparse di notte e in dissolvimento poi la mattina. In giornata prevarrà il sole, ma non si escludono locali pioviggini sui monti, in possibile sconfinamento anche alle pianure limitrofe. Temperature con andamento irregolare, minime tra 1 e 5 gradi, massime invece tra 8 e 14 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso il cielo sarà un po' più coperto sui rilievi, dove sarà probabile qualche precipitazione, in genere di debole intensità. In pianura sarà asciutto e con ampie schiarite. Temperature minime tra 5 e 7 gradi, massime sui 10-13 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove si prevede un cielo soleggiato solo con qualche locale annuvolamento. Temperature minime intorno ai 3 gradi, massime sui 13-14 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.
Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Rieccoci in diretta, abbiamo parlato di imprenditoria femminile nel settore agricolo, ora parliamo di imprenditoria femminile nel settore dell'artigianato. Saluto, la ringrazio, la Presidente del Comitato Impresa Donna CNA del Veneto, Rosi Silvestrini. Buongiorno Presidente, grazie per essere con noi. Buongiorno, grazie a lei per l'invito e un saluto anche ai telespettatori che ci seguono da casa. Allora, Presidente, anche in questo caso, come ho fatto per la Presidente di Donne in Campo, inquadro un attimo quello che è il fenomeno delle donne imprenditrici. Questi sono dati del 2021 che ci riportano 97.293 imprese femminili in Veneto, pari al 20,29%. In agricoltura erano il 22,8%, ma solo un amministratore su 4 è donna e questo è un dato in calo dopo la pandemia. Perché la pandemia, Presidente, le chiedo subito, agganciandomi a questo dato, ha portato le donne a dover stare in casa ad accudire i figli, semplificando al massimo quella che può essere stata la dinamica della situazione? Sì, effettivamente il ruolo delle donne durante la pandemia, soprattutto delle donne che fanno impresa e anche delle donne che lavorano in generale, non è stato semplice. Lei ha sottolineato molto bene il fatto di dover prendersi cura della famiglia, quindi di seguire anche i figli, pensiamo alla DAD, pensiamo ad altre situazioni di cura e di assistenza della casa. Quindi sicuramente questo ha portato un disagio alle imprenditrici in generale o a chi lavora. Va sottolineato anche la predominanza dell'imprenditoria femminile in alcuni settori, sto parlando ad esempio come quelli del benessere o dell'alimentare, che sono naturalmente stati penalizzati durante la pandemia per le diverse chiusure. Questo però, mi permetto di dire, non è stato in parte un ostacolo, ma ben superato dall'imprenditoria femminile, perché nonostante la crisi economica legata alla pandemia, nonostante questo, i dati di Unioncamera ci danno comunque un dato in crescita dell'imprenditoria femminile e questo dimostra che le imprese al femminile riescono ad avere una buona tenuta economica e riescono comunque a rispondere con la giusta flessibilità anche a situazioni di crisi. Certamente c'è ancora molto lavoro da fare, è un dato però che deve evidenziare il ruolo fondamentale di chi fa impresa, sto parlando delle donne in questo caso, per la tenuta economica del nostro paese. E sono dati importanti sui quali effettivamente va posta una riflessione anche più ampia su quello che è la questione legata alla conciliazione vita e lavoro. Le pongo un dato che è emerso da un'indagine condotta da CNA nazionale in collaborazione con l'Università La Sapienza e Tor Vergata di Roma, che hanno evidenziato un dato secondo me significativo e preoccupante, ovvero un alto tasso di mortalità delle imprese femminili in concomitanza con una maternità o con la necessità di prendersi cura di un familiare. Se poi aggiungiamo che più della metà degli italiani considera la presa in carica della cura della famiglia o la responsabilità assistenziale un ruolo primario delle donne, si ben evidenzia un quadro non facile per chi decide di fare impresa al femminile. Un dato, apro e chiudo parentesi, il numero di imprese femminili dal 2020 al 2021 segnala una crescita di circa 11.500 unità per proprio seguire quello che lei aveva detto, Presidente. Ha parlato di difficoltà, le difficoltà di conciliare la vita familiare con un'attività imprenditoriale e le difficoltà, le chiedo, di ritagliarsi un ruolo di primo piano in un mondo, ed è la domanda che ho fatto prima alla Presidente di Donne in Campo, in un mondo che era fino a qualche anno fa prettamente maschile. È vero.
È vero, assolutamente non è facile. Allora, se facciamo una premessa storica, vediamo che è stata fatta tanta strada verso il percorso di emancipazione femminile. Molte conquiste sono state fatte, non senza fatica, tante donne hanno raggiunto ruoli apicali sia nella società, nell'economia e anche nella politica. Nonostante questo, sentiamo ancora forte la necessità, e lo facciamo anche adesso qui con lei, la necessità di ribadire proprio la parità e le pari opportunità per le donne, in questo caso per le donne che lavorano e per le donne che vogliono fare impresa. Credo che il percorso delle riforme segnato dall'Agenda 2030, che mette proprio come prioritario l'obiettivo della parità di genere attraverso l'intervento alla lotta alla violenza femminile, alla possibilità della donna di raggiungere ruoli apicali nell'ambito economico, nell'ambito del lavoro, nell'ambito politico, segna quello che è il passo nell'ambito delle riforme. Altra parte importante è quella di un cambio di cultura, un cambio di mentalità. Io prima le accennavo un dato statistico che tradotto vuol dire fiducia per quanto riguarda il ruolo della donna nell'ambito di cura della casa e della famiglia. C'è da interrogarsi se questa fiducia è al pari anche in altri ambiti professionali e, come lei ha sottolineato, magari prettamente maschili. Riesce una donna partendo da zero ad aprire un'azienda tutta sua? Certamente noi come associazione di categoria, come CNA, diamo comunque un supporto alle donne che vogliono avviare un'impresa. Certamente la politica, e vediamo anche il bando regionale per il fondo all'imprenditoria femminile, lavora su questa linea, ovvero tutelare, valorizzare e sostenere quella che è l'imprenditoria femminile, senza dimenticarci delle start-up, senza dimenticarci delle giovani donne e di chi vuole affacciarsi al mondo dell'impresa facendo appunto il mondo dell'impresa. Immagino che la risposta sia già chiara ascoltando le sue parole, ma possiamo dire che le donne possono e potranno essere protagoniste della ripresa in un momento difficile e delicato come quello che stiamo vivendo per la nostra economia a 360 gradi? Ne sono assolutamente convinta e credo che le donne possano essere protagoniste di una rinascita economica e sociale dell'Italia. Per fare questo bisogna porre al centro la dignità e il lavoro delle donne e bisogna considerare anche l'aspetto di quanto sia rilevante il peso economico e l'impatto in quella che è la tenuta del nostro paese. Pensiamo solo alla questione del tasso di occupazione femminile. Se lavorassimo per aumentare l'occupazione femminile, probabilmente anche il PIL del nostro paese crescerebbe e quindi ci sarebbe anche una ripresa economica. Io credo che la questione della parità di genere non debba essere vista solo come una questione prettamente femminile, ma è una questione che riguarda tutta la società. Si tratta di avere un'equa rappresentanza tra la parte femminile e la parte maschile in quelli che sono gli ambiti di governance. Questo se vogliamo arrivare agli obiettivi che sono la parte del problema del clima, quindi le città più sostenibili, la questione della pace, la questione di una responsabilità sociale più ampia. Siamo chiamati a delle sfide importanti ed è significativo che ci sia nel ruolo di governance anche la parte femminile. C'è bisogno però anche di intervenire, e lo ha fatto capire lei prima, anche su quelle che sono le politiche per affiancare le donne nella vita in quanto madri e allo stesso tempo alla guida di un'azienda.
Sì, evidenzia bene il problema della conciliazione vita e lavoro. Deve essere chiaro che gli interventi da porre in essere devono andare in questa direzione. Questo vuol dire anche un benessere, una qualità di vita che riguarda l'intera famiglia, gli uomini e anche le donne, vuol dire il diritto alla possibilità di lavorare con un'equa retribuzione e poter gestire anche i tempi di famiglia. Sicuramente si deve intervenire su quelli che sono i servizi alla famiglia stessa. Pensiamo anche alla rimodulazione degli orari scolastici, all'aspetto dei trasporti, agli orari di alcuni uffici. Quindi sì, è fondamentale una visione a 360 gradi e in questa visione è importante un ruolo decisionale delle donne in quelli che sono nei tavoli politici e anche economici. Mancano in tal senso, ovvero a prendere decisioni che riguardano le donne spesso sono ancora gli uomini. Sì, sorrido, nel senso che nella storia della nostra Repubblica, ahimè, le donne in politica non hanno numeri così alti e in Italia poco si è legiferato per le donne, quindi la domanda che effettivamente ci si può porre è probabilmente siamo ancora troppe poche per poter fare massa critica e poter intervenire in quelli che sono gli ambiti decisionali. Ultima domanda, Presidente. Lei prima parlava dei settori nei quali ci sono maggiori donne a guidare delle aziende, pensiamo appunto ai servizi alle persone, ma le donne riescono a raggiungere anche livelli apicali in altri tipi di attività imprenditoriali, artigianali, che magari erano finora a guida solamente maschile? Assolutamente, assolutamente sì. Ecco, le difficoltà che abbiamo, come dire, di cui abbiamo discusso prima ci sono, ma voglio dire, le donne hanno ampiamente le capacità di potersi inserire, di potersi promuovere in qualsiasi contesto, anche contesti che magari fino ad ora riteniamo prettamente maschili. Ne sono assolutamente convinta, lo vediamo all'interno della nostra associazione di categoria, ma credo che si ricavi anche osservando la società in Italia oggi. Si tratta di andare oltre a quello che i progressi fatti fino ad ora e continuare e far sì che non ci siano più ostacoli e che si vengano risolte alcune criticità. Presidente, grazie davvero per il suo intervento. Abbiamo fatto un'altra riflessione su un altro mondo, come detto fino a poco tempo fa prettamente maschile, ma nel quale le donne si stanno ritagliando un ruolo importante. Certo, c'è bisogno di affiancarle, di aiutarle per permettere loro di continuare su questa strada. Grazie, grazie alla Presidente del Comitato Impresa Donna CNA Veneto, Rosi Silvestrini. Buon lavoro e, anche se in anticipo, buona festa della donna per domani. Grazie anche a lei e a tutte le donne in ascolto. Arrivederci. Grazie davvero, buon lavoro Presidente. Questa dunque è un'altra immagine del mondo femminile imprenditoriale in un settore non certo facile, ma nel quale le donne, lo dicono i dati, non lo diciamo noi, stanno ritagliando un ruolo molto molto importante. Certo, le difficoltà che avevamo riscontrato prima per il settore agricolo le ritroviamo anche in quello artigianale, ma molto probabilmente, parlando con altre donne lavoratrici, riusciremo a trovare le stesse difficoltà, gli stessi ostacoli. Adesso voltiamo completamente pagina perché si attende di capire in che direzione andrà l'Unione Europea, che ha al momento congelato il voto sull'accordo che prevede dal 2035 lo stop alla vendita di veicoli a diesel e benzina per dar spazio all'elettrico, e questo per una risposta al bisogno del nostro ambiente, perché questa è la direzione nella quale si vuole andare, di misure per salvare un ambiente sempre più malato. Si attendono delle novità proprio dall'Unione Europea, ma cerchiamo di inquadrare quella che è la situazione che vive in questo momento l'automotive nel nostro paese. Lo facciamo, lo ringrazio per essere con noi, Fabio Barbisan, membro del board di Quintegia. Grazie dottor Barbisan e benvenuto.
Grazie a lei e grazie al pubblico in ascolto. Allora, Quintegy è un istituto di ricerca che analizza da diversi punti di vista quello che è lo stato di salute, mettiamola così per semplificare, dell'automotive, a partire dalle aziende produttrici arrivando fino poi a chi queste auto le mette sul mercato. Quindi ci potrà dare una fotografia della situazione proprio con i dati reali, quindi nessun punto di vista, ma semplicemente da quelle che sono che è la realtà che viene fuori, anche dialogando con gli attori attivi per quanto riguarda il settore dell'automotive, che vive in questo momento che situazione, Barbisan? Dunque, il settore automotive, come i più hanno intuito, dai più tecnici alle persone anche che magari leggono i giornali e non sono all'interno di questo settore direttamente come gli operatori stessi, sta vivendo una vera e propria rivoluzione, di cui l'elettrico è una variabile importante, perché parliamo di un cambiamento tecnologico, tecnico, che andrà ad impattare la fruizione del bene automotive e tra l'altro che andrà a impattare tutto l'intero ecosistema che gira attorno a questo, quindi non solo i produttori ma anche i fornitori, quindi tutte quelle aziende che fanno parte dell'indotto, chi fornisce servizi e ovviamente, ben più importante di tutti, il cliente, la persona che poi si deve sedere al volante o di fianco, nel senso se è una macchina a guida autonoma, e andare per le strade e utilizzare e fruire la mobilità. La situazione, come ha detto, è veramente vulcanica, in ebollizione, perché fino a qualche giorno fa sembrava quasi scontato che il 7 marzo ci fosse l'ultimo via libera per lo stop all'immissione nel mercato dal 2035 dei motori diesel e benzina. Ecco, come diceva, non c'è nessuna intenzione di essere di parte su questo, dare giudizi di opinione a sfondo ideologico. Cerchiamo un attimo di fare il punto di dove siamo, andando ad alzare un po' anche lo sguardo al di sopra dell'Italia in questo caso, non perché non ci interessi l'Italia, che è ovviamente il focus anche della nostra attività, ma in generale anche della trasmissione in cui siamo adesso, ma per disegnare quello che è il mondo automotive oggi come oggi. La scelta europea è una scelta secondo me di dialogo ulteriore, quindi è una cosa comunque positiva. Non si è detto rinunciamo a farlo, ma prendiamo ulteriore tempo, perché alcuni paesi hanno sollevato dei dubbi, chi in maniera un po' più tranchant, chi in maniera un po' più negoziale, come la Germania, che in virtù di uno stop al motore endotermico classico cercano di dare la possibilità all'utilizzo degli e-fuel anche successivamente. Dunque non parlerei di uno stop definitivo, ma di un'opportunità per un ulteriore dialogo, per fare in modo che nel momento in cui si vada alla votazione non ci siano passi falsi nell'ottica dell'Unione Europea e quindi si possa proseguire in questo percorso. Ma guardando al mondo, nella sua ampiezza, vediamo un attimo cosa sta succedendo negli altri paesi. Il numero di vetture immatricolate nel mondo sono più o meno poco più di 80 milioni, con una previsione per il 2023 di 90 milioni. Se andiamo a vedere dove queste vetture vengono immesse nel mercato, abbiamo più o meno 15 milioni in Europa, 15 milioni negli Stati Uniti, che però sconta la mancanza di alcune vetture tipo i pick-up, che sono molto usati in realtà come vetture negli Stati Uniti, e 24 milioni in Cina. Se guardiamo agli investimenti che ultimamente sono stati fatti, sappiamo che la Cina sta spingendo molto sulle auto elettriche, ci sono più di 300 costruttori e produttori di vetture elettriche che sembra stiano anche per affrontare e approcciare il mercato europeo. Gli USA, quindi con l'amministrazione Biden, recentemente con l'Inflation Reduction Act hanno iniettato nel mercato una quantità enorme di finanziamenti per facilitare non solo la transizione verso l'elettrico, ma comunque in generale l'economia green. Questo sta anche creando una certa rischiosità tra gli investimenti che erano stati garantiti all'Europa. Si stima che oltre 50 gigafactory, quindi produttori di batterie, di componenti legati alla vettura elettrica, stiano decidendo di localizzare gli investimenti dalla scelta originaria dell'Europa a quella degli Stati Uniti, in virtù di questo. Ecco,
aggiungerei un altro elemento in questa dinamica. Quindi da un lato abbiamo visto la domanda, quindi dove è principalmente la domanda nel mondo, dall'altro guarderei l'offerta, quindi guardiamo i costruttori. Oggi come oggi i costruttori di auto sono dei player globali, delle aziende globali, devono guardare ai mercati più grandi e a ridurre gli enormi costi di investimento sul numero maggiore possibile di unità vendute. Non è segreto di Stato che tutti i costruttori o la maggior parte hanno dichiarato che di qui ai prossimi 4-5 anni al più tardi decideranno di non produrre più le vetture a combustione endotermica per orientarsi all'elettrico, probabilmente per una scelta di semplificazione anche strategica per andare in quella direzione. Quindi abbiamo visto la domanda, quindi paesi enormi che guideranno la domanda e che si stanno indirizzando verso questo, produttori che saranno coloro che immetteranno il prodotto sul mercato, che tecnicamente vanno in quella direzione. Allora sicuramente è giusto avere un dibattito, perché è sempre importante avere un dialogo, però bisogna fare attenzione a magari non difendere delle posizioni che potrebbero anche significare difendere un qualcosa che non ha neanche più troppo mercato. Sicuramente significherebbe proteggere un indotto storico eccellente per il nostro paese per ancora un po' di anni, ma il rischio in un cambio tecnologico così forte è che se non cogli il momento e non fai quelle scelte che possono essere difficili di impatto nei momenti giusti, passano anche qualche anno di ritardo, si venga a creare un gap, un divario incolmabile. Quindi da un punto di vista più macro, quindi non guardando al paese Italia solamente, vediamo che il mondo un po' in quella direzione sta andando. Cioè il futuro è l'elettrico, in poche parole, volenti o non lenti, cioè il futuro sarà quello, bisogna essere pronti però a ricevere questo futuro. E l'Italia probabilmente non è ancora sufficientemente pronta e non si è adeguata negli anni a questa evoluzione, a questa rivoluzione. Pensiamo solamente alle centraline per la ricarica delle auto elettriche che sono ancora un'oasi nel deserto. C'è tanto di quel lavoro da fare, sia in termini di cultura, di formazione, di divulgazione, come state facendo voi per esempio in questo programma, ma tanto da fare anche come investimenti da parte degli enti privati, aziende pubbliche che comunque hanno un osservatorio speciale sulla mobilità urbana, per esempio, perché attenzione, ci terrei anche a precisare che quando parliamo di conversione all'elettrico non dobbiamo essere tentati di immaginare un mondo che andava ad endotermico, che si trasformerà al 100% in elettrico. L'evoluzione della mobilità, una componente, un certo numero di vetture effettivamente diventeranno elettriche. La mobilità verrà probabilmente ridistribuita in altre forme, in altre modalità, con condivisione di autoveicoli, micromobilità, servizi urbani più efficienti. Quindi non c'è nessuno che si tira fuori da questa transizione, in un certo senso, e non posso che condividere con lei sul fatto che siamo assolutamente indietro, anche in termini di passare le giuste informazioni e come stanno le cose alle persone che ogni giorno devono anche fare delle scelte di vita, di investimenti. Dottor Barbisan, mi ha sorpreso quello che lei diceva dei maggiori produttori di batterie che se prima si erano concentrati sul mercato europeo, alla luce di quelli che sono stati i finanziamenti negli Stati Uniti, stanno pensando di spostarsi su quel mercato. E questo per l'Europa cosa potrebbe significare? È assolutamente un grande rischio, perché questa incertezza e soprattutto il fattore tempo non colto nelle modalità di un gruppo di paesi, di un'unione veramente avanzata, rischia di farci perdere degli investitori importanti e, come qualsiasi tipo di attività, di business, perdere gli investitori in una fase iniziale significa far partire un po' zoppo un processo di conversione. Sarebbe un peccato enorme, aziende come Tesla, azienda come Northvolt, quindi non solo europee, anche altre aziende che avevano deciso di investire anche a Torino, stanno riconsiderando, in virtù di un ambiente più favorevole alla loro attività, di spostare e delocalizzare. Ovviamente questo significa magari dare tutela a quella che è un'industria più classica, che ci auguriamo resista il più possibile, però non andare a catturare un'opportunità che secondo noi non può essere lasciata fuori dalla porta.
le aziende produttrici in questa fase di incertezza, nel senso che, come ricordava lei, fino a una settimana fa sembrava che ormai la scadenza fosse imminente, quella del voto e del via libera definitivo a questo stop da 2035, ora l'Unione Europea si è presa del tempo per valutare quelle che sono state le istanze presentate in particolar modo da Germania e Italia, e le aziende produttrici in questo momento, chiaramente per realizzare un'auto non ci si mette una giornata, per cui, però come si stanno muovendo? Ma le scelte ovviamente di produzione e di emissione dei veicoli sono prese a un livello molto alto, a livello diciamo dell'headquarter tendenzialmente globale o regionale. Sicuramente c'è molta discussione a livello europeo o comunque di regione Europa estesa, perché non c'è niente di peggio che la mancanza di certezza, no? L'incertezza è quello che crea sempre molta complessità, dalla borsa, per modo di dire, ad altre situazioni. Non possiamo considerare il fattore di un'insicurezza sul futuro come un elemento che ci dà serenità nell'oggi. Che sia una strada o che sia un'altra o che siano anche altre fonti, nel senso, qui nessuno sta dicendo che necessariamente l'elettrico è l'unica possibile strada. Ci sono anche grandissimi costruttori che stanno considerando di sviluppare più massicciamente l'idrogeno, che originariamente era pensato più per il veicolo pesante e meno per l'auto. Però ci vuole chiarezza, perché gli investimenti da parte dei costruttori sono enormi e chiaramente la tentazione è poi di dire allora rallentiamo su una certa regione per prioritizzare l'enorme domanda di altre, potrebbe essere una tentazione forte e che sicuramente non farebbe bene né all'Europa né all'Italia. E nel frattempo però, perché lo ricordiamo che dal 2035 ci sarà lo stop alla vendita delle auto a diesel benzina, però quelle acquistate, quelle immatricolate prima potranno continuare a circolare, però lei ci diceva comunque già le aziende produttrici si stanno indirizzando verso l'elettrico, quindi non voglio chiederle un'opinione, ma il consumatore che adesso si trova a dover cambiare auto, cosa trova sul mercato? Cioè dove deve indirizzarsi? Chi non è un addetto ai lavori però sa che in futuro sarà l'elettrico, però sa che l'Italia non è pronta perché le centraline sono ancora poche, tutto quel ragionamento che avevamo fatto prima, cioè dove va a finire? Chi adesso in questo momento si trova a dover cambiare auto? È la domanda delle domande, che posso dire che anche se abbiamo un osservatorio molto attento a queste tematiche, tra l'altro ci tengo a precisare, è composto da parecchie donne anche nella nostra azienda, e anzi complimenti per il servizio precedente. Ha fatto bene a dirlo. È molto difficile anche per noi stessi nella nostra vita quotidiana, e la riflessione che ci facciamo è che dobbiamo guardare veramente alle nostre abitudini. Non c'è una formula magica, cioè anche al momento del giorno d'oggi, della giornata di oggi, ci saranno sicuramente alcuni tipi di guidatori, di potenziali acquirenti di auto, che possono essere degli acquirenti già da oggi, che possono utilizzare l'auto elettrica. Per esempio chi ha la possibilità di avere un impianto di ricarica a casa e che magari non ha lunghe tratte casa ufficio da fare, magari ha pure i pannelli fotovoltaici sul tetto, perché magari ha beneficiato anche degli incentivi recentemente elargiti nei mesi precedenti per fare questo. Magari chi fa un lavoro di rappresentanza molto spesso in macchina, fa l'autostrada dove le colonnine magari latitano rispetto a un programma iniziale molto più ambizioso, ecco, magari la scelta di una full electric, quindi un'auto totalmente elettrica che si ricarica solo con la corrente, magari è un po' più azzardata e probabilmente non sarebbe la sua prima auto, ma potrebbe essere l'altra auto della famiglia. Quindi una persona che si approccia a un acquisto dovrebbe veramente capire le esigenze personali, le esigenze del suo nucleo familiare, e guardare anche al territorio in cui si muove, perché noi abbiamo un indice che monitora il progresso dell'Italia in quanto ad elettrificazione, per quanto riguarda soprattutto le vetture totalmente elettriche. Per darle un'indicazione rispetto agli obiettivi e ambizioni che si sono posti nei prossimi decenni, stiamo viaggiando a metà della velocità e ogni trimestre continuiamo ad accumulare ritardo, ovviamente, perché gli obiettivi rimangono sempre lì, ma noi stiamo andando più piano. Ecco,
è molto frastagliato anche nel territorio italiano, diciamo, l'ambiente che si dispone più favorevole o meno favorevole all'elettrico. Quindi, per esempio, un'esigenza di una persona che vive a Treviso, come nel caso nostro, può essere diversa rispetto a uno che vive a Roma o a Milano oppure in Sicilia. Quindi farsi le giuste domande, magari facendosi aiutare anche dal personale addetto delle concessionarie auto o, diciamo, dei canali in cui si va a raccogliere informazioni per acquistare l'auto, penso che sia la cosa migliore da fare. Grazie per questo consiglio. Ultima cosa, che è più che altro una riflessione: questa transizione dovrà essere accompagnata poi degli incentivi. Lei parlava degli incentivi che negli Stati Uniti vengono dati proprio per l'elettrico. Ecco, sappiamo, parlando con gli addetti ai lavori, parlando soprattutto con i concessionari, quanto siano necessari questi incentivi al fruitore, al consumatore, per poi passare all'elettrico, perché poi dovrà essere accompagnato anche da politiche proprio territoriali, questa se dovesse poi diventare concreta la decisione europea, inevitabilmente. Senza dubbio ancora sono importanti, lo vediamo quando sono stati tolti, c'è stata proprio una flessione delle immatricolazioni. Crediamo anche, poi, diciamo, oltre agli incentivi personali c'è da utilizzare diciamo, le risorse del PNRR. Ci sono oltre 700 milioni per più di 21.000 colonnine elettriche da installare sul territorio a cui deve essere data continuità, e potenzialmente, senza guardare anche a prese di posizione di parte o così, un altro fattore abilitante è fare in modo che le aziende riescano a beneficiare, a utilizzare e a far accadere questa transizione, cercando di supportare anche il parco stesso di alcune aziende e i dipendenti che vi lavorano e che possono magari usare quest'auto in una maniera più consapevole e magari avere la possibilità di ricaricarla anche nell'ambiente di lavoro. Io la ringrazio davvero tantissimo, perché abbiamo dato una lettura diversa del tema finora affrontato, insomma è una lettura molto puntuale con quella che è la realtà dei fatti, quella che è la situazione. Non ci resta che aspettare a livello europeo quella che sarà la decisione, dopodiché ci daremo un nuovo appuntamento, perché allora a quel punto potremo davvero capire dove si andrà e quelli che saranno poi gli step successivi anche per quanto riguarda il nostro Paese, per adeguarsi a quelle che saranno le decisioni presa a livello di Unione Europea. Grazie davvero a Fabio Barbisan, membro del board di Quintegia, e naturalmente buon lavoro e a presto, perché di lavoro ne avrete davvero tantissimo. Grazie davvero. Grazie a voi, arrivederci. Arrivederci. E questo insomma è una riflessione che andava fatta alla luce di quelle che sono le novità emerse a livello europeo per quanto riguarda questo passaggio all'elettrico dal 2035. Lo sappiamo che è una decisione che al momento è stata congelata, però insomma c'è ancora molto lavoro da fare, perlomeno per quanto riguarda il nostro Paese, per essere pronti a quello che sarà inevitabilmente un cambio di scenario che porta sempre più verso l'elettrico. Noi torniamo alla cronaca della giornata, perché è attesa oggi l'autopsia sul corpo del cittadino straniero ucciso e gettato in acqua nel Bacchiglione a Padova. La procura indaga per omicidio volontario, ma allora ci colleghiamo subito in diretta proprio sul luogo sull'argine dove è stato recuperato il corpo senza vita dell'uomo domenica mattina, insieme a Valentina Visentin. Buongiorno Valentina. Buongiorno da Padova, siamo sul lungargine Boschetto lungo il Bacchiglione, dove domenica è stato ripescato il corpo senza vita di un nordafricano. A trovarlo un passante che stava passeggiando qui con il suo cane. Siamo in una zona di Padova molto frequentata di giorno, ma di notte cambia totalmente volto, a dircelo i residenti. La procura infatti indaga per omicidio volontario, perché sul corpo dello straniero ci sono state viste almeno una decina di coltellate e numerose contusioni. Dicevamo, questa è una zona che cambia volto di notte, qui ci sono molti giri di spaccio e di prostituzione maschile, a dircelo anche Wanda Pellizzari, che è un'ex consigliera comunale e che vive qui in questo quartiere e che spesso usa questa passeggiata per fare un po' di attività sportiva. Cosa accade invece di notte? Beh, come si diceva prima, durante il giorno questa passeggiata è veramente molto molto bella e sembra quasi di essere fuori dal mondo. È molto, appunto, per questo frequentatissima e si può fare, tutti la possono percorrere, anziani con i cani, biciclette, podisti, un po' di tutto.
tanto bella è di giorno e tanto offre uno spettacolo proprio della natura, quanto di notte è impossibile da frequentare. Nessuno mai si avventurerebbe in questo argine così bello di giorno, perché di notte succede di tutto. Purtroppo è nascosto, anche se c'è un po' di illuminazione ma non è sufficiente, ci sono degli angoli bui che si prestano purtroppo molto bene a tutta quella che è la microcriminalità, alla prostituzione, allo spaccio di droga, e qui appunto nessuno ha il coraggio di avventurarsi, quindi nulla da fare. Grazie per questa testimonianza, e appunto le piste su cui indaga la squadra mobile sono proprio quelle della prostituzione maschile o della droga. Si esclude la rapina perché nelle tasche dello straniero sono stati ritrovati 150 euro in contanti. Oggi l'autopsia per stabilire le cause del decesso, anche se quasi sicuramente non è morto per annegamento ma per le coltellate subite, e la procura, come dicevamo, indaga per omicidio volontario a carico di ignoti. Da Lungargine è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Valentina Visentin. E allora, servizio, facciamo invece il punto sul fronte delle indagini. Verrà eseguita in queste ore l'autopsia sul corpo del 40enne nordafricano trovato cadavere lungo l'argine del Bacchiglione in zona brusegana domenica mattina. Sul suo corpo il medico legale ha riscontrato una decina di coltellate e i segni di una colluttazione, forse il disperato tentativo di difendersi dal suo aggressore o dai suoi aggressori. La procura ha aperto un'indagine per omicidio volontario contro ignoti. Cruciale sarà identificare la vittima. Probabilmente si tratta di un 40enne tunisino con vari precedenti che ha sempre fornito varie identità, forse un clandestino. Oggi l'autopsia, verranno effettuati anche esami tossicologici, anche se sembra chiaro che l'uomo non sia morto per annegamento ma per le ferite d'arma da taglio, all'addome, al volto, sulle mani i segni della lotta e una profonda ferita alla testa. Secondo i rilievi della squadra mobile, lo straniero potrebbe essere stato ucciso e poi gettato in acqua circa 24 ore prima del ritrovamento avvenuto domenica mattina grazie ad un passante che stava camminando con il suo cane lungo la zona arginale. La polizia scientifica ha repertato vari elementi tutto attorno, in particolare si è concentrata in un punto proprio sotto la passerella pedonale. In tasca dell'uomo sono stati ritrovati 150 euro, un elemento che porta i poliziotti ad escludere che si tratti di un omicidio per rapina. Il movente potrebbe essere legato allo spaccio di stupefacenti o alla prostituzione maschile. Quel tratto di argine di giorno molto frequentato dai podisti, di notte si trasforma e viene scelto dagli spacciatori per i loro traffici illeciti o come luogo di incontri a luci rosse. E questo dunque è l'aggiornamento per quanto riguarda il giallo del cadavere ripescato dalle acque del Bacchiglione domenica mattina. Continuiamo con la cronaca, con due notizie. Una che arriva da Treviso, un uomo di 51 anni che dovrà scontare una condanna a 2 anni e 2 mesi di reclusione è entrato oggi nel carcere di Treviso dopo essere stato rintracciato dai carabinieri su ordine della magistratura. Il malvivente è stato riconosciuto responsabile di una rapina commessa in strada ai danni di un passante 7 anni fa. E adesso con la cronaca nel Vicentino, vigili urbani in bicicletta per prevenire gli episodi di microcriminalità insieme a tutte le altre forze dell'ordine. Ci racconta tutto questo il nostro Carlo Inghilleri in diretta da Campomarzo con il vice comandante della polizia locale Nives Pillan. Buongiorno al vice comandante, buongiorno a te Carlo. Buongiorno a tutti i telespettatori da Campomarzo, una località a Vicenza conosciuta come l'outlet veneto della droga. In realtà è un luogo molto presidiato dalla polizia locale. Oggi debuttano anche le pattuglie in mountain bike, in bicicletta, e ringrazio per essere qui con noi il vicecomandante della polizia locale di Vicenza, Nives Pillan. Questo debutto è importante anche perché si unisce a tutta un'altra serie di presidi. Assolutamente, oggi con l'avvio, diremo così, della primavera inizia il servizio mountain bike, quindi 2 agenti presideranno Campomarzo mattina e pomeriggio e questi andranno ad aggiungersi alle pattuglie antidegrado e all'unità cinofila e ai NOS.
che sono, come sappiamo, qui al vicino presidio. Quindi c'è la sede distaccata della polizia locale, c'è il nucleo operativo speciale, ci sono le pattuglie antidegrado e da oggi appunto debuttano anche le pattuglie in mountain bike, che sono un po' l'antidoto ai pusher, gli spacciatori che si muovono con il monopattino elettrico e con le biciclette. Sì, le pattuglie in mountain bike hanno più facilità nell'avvicinare questi pusher che sono soliti muoversi anche in bicicletta o con i monopattini, e in più possono dare una percezione di sicurezza maggiore ai cittadini che sempre più numerosi speriamo possano entrare in questo bellissimo parco. Ecco, però il vero antidoto alla criminalità qual è? Riportare i vicentini a vivere questo parco. Adesso tra l'altro parte anche un progetto di riqualificazione con i fondi del PNRR. Esatto, premesso che questo parco è molto presidiato, quindi noi siamo assolutamente presenti, atteso che appunto verrà riqualificato. La vera scommessa è quella di riportare i vicentini a godere e a vivere in questo parco. Certo, quindi insomma è questa l'esortazione che parte oggi. Con la primavera tornate a vivere i parchi della città, a cominciare da Campomarzo. Io ringrazio Nives Pillan, vicecomandante della Polizia Locale di Vicenza. Vi facciamo vedere anche le pattuglie in bicicletta che sono pronte a partire e restituisco la linea allo studio. Grazie a Carlo Inghilleri, grazie alla vicecomandante della Polizia Locale. Torniamo nella Marca trevigiana, 5 anni di battaglie e ancora nessun esito. Rinviato ad altra udienza il procedimento per il rimpatrio di un bambino moglianese sottratto al padre dalla madre polacca che l'ha portato con sé in patria. L'udienza è stata rinviata al 23 ottobre in attesa che il Tribunale di Venezia acquisisca nuovi documenti dagli uffici giudiziari polacchi, e questo malgrado la Procura avesse chiesto di chiudere il dibattimento e andare a un pronunciamento. Si allungano i tempi per l'eventuale rimpatrio del bambino di Mogliano Veneto portato con sé in Polonia dalla madre nel 2018, quando aveva solo 3 anni. Bambino che il padre italiano da allora non vede, malgrado una sentenza di affido condiviso da parte dei magistrati italiani, recepita anche dai colleghi polacchi. Una battaglia condotta dal papà e dalla madre di quest'ultimo, la signora Yolanda, la nonna del piccolo, l'unica che riesce ancora ad avere contatti col bambino che oggi ha 8 anni e a cui la donna riesce a parlare in videochiamata ogni 15 giorni. È di queste ore inoltre la notizia che Yolanda ha ottenuto anche di poter avere 4 colloqui con lui. Per il resto, questa è l'accusa della nonna, la madre del ragazzino lo ha totalmente sottratto agli affetti del padre e della sua famiglia, non fornendo neppure un indirizzo di casa. E questo malgrado lui stesso, prima di essere portato all'estero, avesse disperatamente chiesto di rimanere col papà. Come testimonia un video prodotto dalla nonna stessa e acquisito dal giudice tramite la Questura di Venezia solo in quest'ultima udienza. Un percorso lungo e tortuoso in cui la famiglia si sente abbandonata dallo Stato che, denuncia la nonna, non sta facendo nulla per riportare in patria un suo cittadino. Seconda visita in poco più di 20 giorni a Padova per la ministra dell'Università e la Ricerca Anna Maria Bernini, ministra che ha ribadito il progressivo aumento nel tempo dei posti alla facoltà di medicina. Non esiste il numero chiuso per quanto ci riguarda, intoccabile. Noi abbiamo detto che questo modello non funziona, che vogliamo modificarlo. Lo stiamo facendo, ad aprile daremo i risultati e sarà un aumento progressivo, quindi sicuramente supereremo lo stadio attuale, sarà un aumento progressivo degli accessi alla facoltà di medicina che dovrà coincidere anche con un ampliamento dell'accesso alle scuole di specializzazione, altrimenti non avrebbe senso aprire la porta agli accessi a medicina e poi richiuderla sulle scuole di specialità. Quindi faremo un lavoro combinato, sarà un lavoro estremamente concreto, basato sui fabbisogni e sulla sostenibilità, e sarà soprattutto progressivo, aumenteremo sempre di più. Studenti e associazioni sono scesi in piazza ieri sera a Padova per rispondere al blitz degli attivisti di destra di Casa Pound di sabato scorso. Riteniamo schifoso il blitz che c'è stato sabato, riteniamo schifoso il pestaggio che c'è stato a Firenze. Presidio in Piazza dei Signori sotto la Gran Guardia ieri sera contro gli striscioni esposti sabato scorso davanti al liceo Tito Livio da parte dei giovani di destra del blocco studentesco, il movimento legato a Casa Pound. In 500 hanno risposto all'appello lanciato dalla rete degli studenti medi e da Ludu,
La scuola è libera proprio perché antifascista, lo slogan della manifestazione immortalato in uno striscione. Al microfono si sono alternati studenti liceali e universitari, oltre ai rappresentanti di movimenti e sindacati. Di fronte ai fatti accaduti, a fatti così gravi, l'attuale governo ed il ministro Valditara, che su quella Costituzione hanno giurato, avrebbero dovuto dire almeno una parola di sostegno, di condanna, di denuncia, e non l'hanno fatto. E questo atto è di una gravità straordinaria, straordinaria. E allora la nostra risposta non può che essere la mobilitazione. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Eccoci in diretta. La siccità che sta colpendo il nostro paese e la nostra regione potrebbe essere peggiore dello scorso anno, e l'allarme degli agricoltori. Febbraio ha piovuto 5 mm contro i 60 mm degli anni precedenti, i serbatoi a monte sono sotto media del 60%, la neve è sotto media del 30%, le falde freatiche che a noi servono molto sono sotto dai 50 a 1 metro, quindi una situazione chiaramente di difficoltà che vede i consorzi di bonifica oggi dare la possibilità alle aziende agricole di aprire tra qualche giorno gli impianti irrigui, ma a metà maggio, se non cambia la situazione, siamo già a secco. Sono dati preoccupanti quelli che la CIA diffonde per quanto riguarda la situazione delle piogge nella nostra regione. Dopo un 2022 drammatico che ha presentato un conto di quasi 1 miliardo di euro di danni per il comparto agricolo, le prospettive per il 2023 sono ancora più nere. La nomina di un commissario nazionale può aiutare ad avere una visione ad ampio raggio. Bene ha fatto il governo di creare lo stato di crisi in maniera tale che c'è un commissario che dia la possibilità di utilizzare l'acqua a monte, perché oggi uno dei problemi che oggi noi nel Veneto abbiamo è che chi ce l'ha l'acqua se la tiene, e quindi è un elemento determinante e difficoltoso per poi dire ai nostri amici del Trentino di darci l'acqua dei laghi ed altro, e quindi il commissario può intervenire in questo termine. Resta il problema a lungo termine, che sarebbe risolto con maggiori infrastrutture. In Veneto è molto il lavoro da fare. Negli anni si è fatto molto nelle regioni del sud, molto poco nelle regioni del nord, o meglio, nelle regioni del nord si è guardato al tipo di irrigazione che si davano nelle aziende, e quindi si è cercato di valorizzare sempre di più i sistemi irrigui, quindi con i plurirrigui, utilizzando sempre i sistemi di irrigazione che danno la possibilità di utilizzare poca acqua nel momento in cui vi è la necessità. Non si è lavorato nelle infrastrutture, e quindi nei canali e nei bacini, quindi siamo sicuramente indietro di moltissimi anni, e su questo dobbiamo lavorarci. Hanno cantato per la libertà delle donne iraniane e si sono informate sui loro diritti negati in patria. Protagoniste delle iniziative le amministratrici locali del Padovano. Sono molto più che dolcemente preoccupate le sindache, le vice sindache e gli assessori donna del Padovano, che sulle note di Enrico Ruggeri hanno cantato la loro seria preoccupazione per le donne iraniane. Le nostre amministratrici locali hanno accettato l'invito della provincia a esprimere solidarietà e a conoscere come sia la situazione sempre più drammatica delle donne dell'Iran. Adesso si tratta di un femminicidio nelle scuole delle ragazze quindicenne in Iran che sono avvelenate, addirittura alcune morte dall'attacco biologico che il governo lo fa. Per dare una risposta alle ragazze che sono scese nelle piazze per chiedere i loro diritti, e questa è la risposta. Amministratrici che si sono messe in gioco in coro, nel canto preparate da Erika De Lorenzi, e nella conoscenza oltre i colori di partito e le ideologie. Quasi tutti i sindaci della nostra provincia, unitamente a molti vice sindaci, hanno scelto di indossare la fascia tricolore per un dovere, cioè quello di urlare all'Europa
e al mondo, no alle violenze di genere, no alle violenze contro le donne, ma sì alla libertà. Destinato a chiusura il convento dei frati cappuccini di Bassano, unanime il commento dei cittadini: per tutti noi è una grave perdita. Avete sentito che chiude il convento dei frati, il convento del Margnan? Sì, l'ho Cosa sentito. ne pensa? Purtroppo è una grave perdita per Bassano, perché era un punto di raccolta per tutti quelli che hanno bisogno praticamente, che vanno a mezzogiorno a mangiare da anni, insomma. Penso che sia veramente una grossa perdita. Ecco, adesso però c'è una responsabilità da parte della città. Se i frati vanno via, quell'area deve essere conservata. Cosa ne pensa? Sono d'accordo, perché è un'area veramente antica. Ci vorrebbe anche da parte del comune la volontà di mettere a posto, di tenerlo su, insomma, come hanno fatto i frati. Comunque spero che ci sia una soluzione, che restino là. Cosa ne pensa? È un guaio grosso per Bassano, perché era un punto di riferimento forte per tutti i credenti, ma anche per i non credenti. E tra l'altro c'è anche la mensa dei poveri? Sì, e c'è anche la mensa. È una perdita grande per la comunità di Bassano. È una bella perdita, sì, perché è storica e ha 300 anni circa, di più mi pare. C'è anche un senso di affetto, penso, che vi lega. Molto, ci sono tante persone che sono, diciamo, vicine ai frati, tante. Mi spiace, perché è una bella chiesa, un bel posto. Peccato, le istituzioni che si perdono. Sì, brutta cosa. Brutta. Lei c'è affezionata? Io sono dalla Trinità comunque, però insomma è sempre, quando chiudono qualcosa, è sempre un qualcosa di negativo, ecco. Abito là, perciò purtroppo è una cosa che non riesco a capire, perché se manca anche i soldi, le cose, il Vaticano che ne manca da buttare via, perciò, ma è proprio una cosa che non è ammissibile. Sono tanti anni che sei qua, sì, 700 anni, ed è questo momento qua, ed è critica un po' per tutti, ma dispiace che vai via ti frati. È un po' un simbolo di Bassano. A me dispiace perché io sono nata proprio in quella zona, perciò ho sempre frequentato quella chiesa e purtroppo, se bisogna, non capisco perché, però. Mi dispiace molto, perché sono stati sicuramente un centro di riferimento per molte persone e non solo sotto il profilo religioso. Mi dispiace proprio, noi siamo nati là, per cui... Adesso che cosa accadrà secondo lei? Bisognerà farsi carico dell'area? Non ne ho proprio la minima idea. Lei ha qualche ricordo lì, visto che ha detto che c'è nato lì vicino? Beh, sì, ricordo sì, perché noi siamo nati a Bassano, quindi io mi trovavo bene dai cappuccini. Li ho sempre frequentati, insomma. C'è qualche frate che ricorda in modo particolare, con affetto? Padre Bernardo. Aspetti, diceva lei si ricorda Padre Bernardo, sì. Perché? Che cosa aveva di speciale? Era speciale, era speciale. Restiamo in provincia di Vicenza, ma ci spostiamo a Marostica con il nostro Ferdinando Garavello, che vedo già in collegamento, che ci porterà all'interno di una fortezza medioevale dove era stato ricavato un bunker antiaereo. Ora il tutto è stato acquistato dal comune. Buongiorno Ferdinando. Buongiorno anche ai nostri telespettatori. Siamo a Marostica, siamo a pochi metri dalla piazza degli Scacchi, dalle mura del castello, eppure siamo letteralmente in un'altra epoca, perché quello che vedete alle mie spalle è l'ingresso di un bunker antiaereo della Seconda Guerra Mondiale, mai aperto, praticamente mai entrato in funzione, che adesso è stato acquisito dal demanio, dal comune di Marostica, che dovrà decidere cosa farne. Abbiamo la fortuna, abbiamo l'opportunità di visitarlo per la prima volta, addirittura in anteprima. C'è il sindaco che ci aspetta dentro, cerchiamo di vedere fin dove arriva il segnale. Abbiamo fatto qualche prova, probabilmente riusciamo a fare i primi metri e a restare stabili per questo contributo. Quindi con Renzo Rigon entriamo col caschetto, perché bisogna stare molto attenti. Luci non ce ne sono, quindi abbiamo solo quella
del faro che ha montato Renzo sulla telecamera. Vedete, questo è il muro paraschegge per evitare che qualche esplosione all'esterno potesse portare qualche problema. E adesso siamo qui all'interno con il sindaco Matteo Mozzo. Vedete, la galleria continua da quella parte, è tutto come era 80 anni fa, sindaco. Esatto, qui ci siamo fossilizzati ai primi anni del 1940 e la galleria, il bunker, non è mai stato completato, non è mai entrato in piena funzione. E come vedete è molto grezzo, è stata pulita soltanto la roccia in arenaria, di fatto è scavata la galleria, è lungo 264 metri con 3 ingressi provvisti tutti e 3 di muro paraschegge, le latrine e naturalmente la galleria lunga ha una forma AM che rientra nella montagna dove potevano appunto fermarsi le persone. Che cosa avete intenzione di fare qui dentro? Insomma, è una struttura molto suggestiva, tutta da scoprire. Allora, l'acquisizione del bunker è avvenuta dopo un lungo processo di valorizzazione e l'abbiamo avuto di fatto con la firma dell'accordo nel 2021. Abbiamo avviato le procedure con la sovrintendenza per il recupero, intanto la messa in sicurezza e l'accessibilità. Di fatto tra poche settimane partirà il cantiere che renderà accessibile dall'esterno, dal sentiero all'ingresso al bunker, e sistemeremo fino a dove ci troviamo in questo momento. La procedura dovrà andare avanti per forza per step, perché come vedete la grandezza è importante ed è anche molto esteso, per cui si dovrà per forza procedere per step, anche per mettere via via in sicurezza tutte le pareti per poter poi renderlo usufruibile dal pubblico. Ecco, l'idea è quella di farne comunque un'attrazione turistica che va ad aggiungersi al paniere già importante di quello che ha da offrire Marostica. Sì, questo rientra nell'idea dell'amministrazione della progettualità diffusa, quindi castello, cinta muraria, bunker, naturalmente un altro tassello e un'altra chicca del nostro territorio che possiamo vantare. Quindi dal Medioevo passiamo alla Seconda Guerra Mondiale, chiudiamo questo collegamento, se Renzo riesce a farci vedere un po' il mistero di questa galleria che per fortuna non è stata mai utilizzata e che adesso diventerà qualcosa di diverso. Ora noi ci addentriamo col sindaco accompagnati, vediamo se riusciamo a scoprire qualcosa di più di questo mondo sotterraneo così suggestivo, e vi cediamo la linea. Grazie davvero Ferdinando Garavello, grazie a Renzo Ligon, grazie al sindaco per averci portati all'interno di questa fortezza medievale, poi un bunker antiaereo 80 anni fa. Grazie davvero per queste immagini suggestive. Noi siamo in chiusura, però prima di salutarvi vi ricordo l'appuntamento questa sera a partire dalle 21:15 in diretta, nuovo appuntamento con Ring. Ospiti del nostro vice direttore Ferdinando Avarino, ci saranno Andrea Zanoni del Partito Democratico, Luigi Susin di Fratelli d'Italia, Giuseppe Pan della Lega, e poi si parlerà di incidenti di sicurezza sulle strade anche alla luce della drammatica vicenda di Gorgo al Monticano, nella quale hanno perso la vita 2 giovanissime ragazze di 17 e 19 anni, insieme a Paola Conte Bortolotto dell'associazione Non Correre a Correre. Naturalmente durante il Ring vi daremo anche esito del sondaggio, lo vedete ora in sovrappressione, divieto di fumo anche all'aperto, è giusto, quelli i numeri da chiamare, se la vostra risposta è sì, il numero in verde, quello in rosso se la vostra risposta è no. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.